Ok, allora, vediamo un po' i partecipanti. Allora, inizio a salutare gli spettatori che si stanno collegando. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Benvenuti all'evento di oggi, all'Open Weeks, che è un evento in cui avrete la possibilità di conoscere i corsi di studio dell'Ateneo di Verona e specialmente quelli afferenti al Dipartimento di Informatica per quanto riguarda i corsi di studio triennali. Io sono Karin Vioralova e faccio parte dell'unità operativa didattica e studenti dell'area di Scienze e Ingegneria e questa mattina insieme ai docenti presenteremo i corsi di studio appunto triennali del Dipartimento di Informatica. Se avete delle domande, vi invito a scrivere i vostri dubbi nel box domande e risposte che ci sono qui sotto. Risponderemo a seconda del caso oralmente o per iscritto. Vi consiglio durante l'esposizione da parte del docente del corso di studio che vi interessa di approfittarne e scrivere tranquillamente nel box delle domande e risposte, non aspettate la fine. Alla fine leggeremo le vostre domande al docente e risponderà lui o lei oralmente. Ecco. Oggi inoltre avremo anche la compagnia e il supporto da parte di Matteo e di Livia, che sono rispettivamente i tutor dell'ufficio orientamento e del diritto allo studio, quindi se avete anche domande di tipo amministrativo, approfittatene pure sempre nel box delle domande e delle risposte. Mi sembra di non avere altro da aggiungere, adesso vi faccio un attimo un excursus della scaletta che prevede oggi, anticipandovi già che indicativamente gli interventi dureranno 45 minuti. Quindi se vi interessa un corso che si terrà, insomma, che verrà presentato più avanti nella mattinata di oggi, potete tranquillamente scollegarvi, ricollegarvi dopo, ma magari una decina di minuti prima, in modo tale che se siamo in anticipo non vi perdete l'intervento che vi interessa. Pertanto, inizierà sicuramente la professoressa Isabella Mastreni per la presentazione del corso di laurea in informatica, seguirà il professor Vincenzo Bonnici per il corso di laurea in bioinformatica, interverrà poi la professoressa Francesca Mantese per delineare quello che è il corso di laurea in matematica applicata, a cui poi parteciperanno anche alcuni studenti e alcune studentesse che hanno studiato, insomma, in questo percorso universitario per portarvi la loro esperienza. E infine la parola passerà al professor Paolo Fiorini per il corso di nuova attivazione in ingegneria dei sistemi medicali per la persona. Bene, mi sembra di aver detto tutto, quindi lascio la parola alla professoressa Mastreni. Ok, grazie mille per l'introduzione. Lo condivido lo schermo. Ok, buongiorno a tutti. Allora, quindi sono qui a presentarvi cosa vuol dire studiare informatica e in particolare cosa significa studiare informatica a Verona, quindi dare quest'idea del percorso che viene affrontato dall'Università di Verona riguardo agli aspetti proprio puramente informatici. Ovviamente partiamo un po' dall'inizio. Cosa vuol dire informatica? Spesso è un termine che viene, diciamo, a cui vengono assegnati e attribuiti tanti significati e non sempre significati completamente coerenti con quello che è poi il percorso invece, soprattutto di studio, che uno fa in un ambito informatico. La prima cosa a cui uno pensa quando si dice, si racconta io studio informatica, la prima cosa che chiedono, ok, allora impari a usare i computer, a usare i suoi programmi, quindi l'uso. Tipicamente quando uno incontra un informatico chiede, ok, mi aiuti con Windows, mi aiuti con... in realtà l'obiettivo di un percorso di studi a livello universitario non è quello di imparare a usarle, il computer o imparare a usare i programmi. Chiaramente si userà tantissimo il computer, si useranno i programmi, ma non è, diciamo, l'obiettivo, ma è di fatto lo strumento. Quindi si può pensare che invece informatica sia imparare a programmare, quindi imparare a scrivere quei programmi che di fatto vengono eseguiti sui computer. Anche questo, pur essendo in realtà più, diciamo, vicino a quello che è il concetto di studio dell'informatica rispetto al semplice uso dei computer,
E comunque non è il centro, il cuore dell'informatica. Chi studia informatica sicuramente deve imparare a scrivere programmi, perché vengono utilizzati, perché è parte integrante del mondo informatico, ma non è nuovamente il punto centrale dell'informatica. Quindi sì, come strumento usiamo il computer, sì, come strumento impariamo a programmare, ma di fatto sono significati, diciamo, marginali o comunque che compongono il mondo informatico, ma che non rappresentano la totalità. Di fatto l'informatica, e questo magari a non tutti è direttamente chiaro, è una disciplina scientifica. E chi studia informatica studia di fatto una scienza, e il termine stesso nasce da informazione automatica, quindi chi studia informatica studia una scienza che tratta, quindi che cerca di capire i meccanismi e anche gli aspetti più profondi, più fondazionali di come si può gestire l'informazione in modo automatico. Chiaramente per gestire l'informazione in modo automatico devo ereditare quello che abbiamo citato prima, devo imparare a programmare perché ho bisogno di programmi che gestiscano questa informazione attraverso degli strumenti tecnologici, e ho bisogno di usare questi strumenti tecnologici, quindi di usare questo computer. Però rimane la cosa fondamentale è avere a mente che appunto l'informatica non è il semplice utilizzo del computer, la semplice programmazione, ma è imparare questa scienza che di fatto dà, esattamente in modo analogo alla matematica, non molto distante dalla matematica, fornisce degli strumenti anche di ragionamento, anche di diciamo, percezione della realtà che ci circonda, con una forma mentis che permette appunto di ragionare, di agire sul mondo che ci circonda. Quindi è una disciplina scientifica. E tra l'altro è una disciplina scientifica con molteplici caratteristiche, ha dei concetti propri. Il concetto di complessità computazionale è un concetto che non esiste in in nessun'altra disciplina, che anche tra quelli più affini, come la matematica. Quindi introduce dei concetti propri. La complessità computazionale è ciò che mi dice quanto difficile è calcolare qualcosa. Quindi la matematica si ferma, ad esempio, al capire il confine tra matematica e l'informatica, al capire cosa io posso fare in modo automatico e cosa invece non potrò mai fare in modo automatico. Quindi qual è il limite che mi passa da una funzione matematica a un programma informatico. Ma una volta che ho un programma, non posso pensare che mi vada bene un programma che ci mette un anno a darmi una risposta. Quindi chiaramente è fondamentale non solo sapere che sì, il programma funzionerà, sì, mi darà una risposta, ma è importante sapere in quanto tempo, quante risorse utilizzerà, se la memoria del mio computer gli va bene o se avrebbe bisogno di una memoria grande quanto una stanza. Quindi introduce dei concetti propri della computazionalità, del fatto di calcolare qualcosa in modo automatico. È composta da tante discipline diverse. L'informatica può sembrare un'unica scienza, in realtà al suo interno ragioniamo su vari aspetti che hanno anche caratteristiche particolarmente che possono sembrare particolarmente distanti, dalle basi di dati che appunto mi va a studiare come gestisco, rappresento, modello quantità di dati che io devo in qualche modo interrogare, conoscere e elaborare. Quindi algoritmi, quindi come io posso effettivamente risolvere dei problemi in modo automatico che io ho bisogno di risolvere, quindi di calcoli, possono essere dei calcoli, appunto delle operazioni da effettuare, quindi io vado a costruire quello che è l'algoritmo, cioè la sequenza di passi che mi permette di risolvere una determinata problematica che mi sono posto e che voglio ovviamente risolvere in modo automatico. E così via, cioè, le discipline la programmazione stessa è una disciplina ovviamente propria dell'informatica. Quindi ho tante discipline diverse che sono quelle che poi vengono affrontate di fatto in un percorso di studio informatico. Inoltre è sicuramente, così come altre discipline scientifiche, ma in modo diverso, quindi proprio, è sicuramente di supporto ad altre scienze. Vedrete quando nella presentazione di bioinformatica come in quel caso l'informatica diventa una parte integrante di strumenti che mi servono per ragionare su elementi biologici, quindi la biologia, ma anche la matematica stessa, per avere strumenti di calcolo particolarmente potenti e quindi di fatto diventa per la medicina ovviamente, come sarà anche, vedrete poi insomma come si sta evolvendo si stanno evolvendo i percorsi di studi per indirizzare
perché diventa altrimenti troppo ampio, per indirizzare quelli che sono gli strumenti informatici a specifiche applicazioni. Quindi è sicuramente anche una disciplina di supporto a tante altre scienze e discipline, quindi diventa un aiuto, uno strumento che si integra con altre discipline. Cosa si studia quindi quando si affronta un percorso informatico? Naturalmente si studia a usare computer, come dicevo prima, è naturale, i computer verranno utilizzati, sono parte integrante del percorso, ma si imparano indirettamente, nel senso che non ci sarà mai un corso sull'uso del computer, sull'uso di particolari strumenti, ma dovete usarli, quindi dovendoli usare è chiaro che con l'esperienza si imparano a usare le macchine, si imparano a usare sistemi operativi diversi, si imparano a usare strumenti di tipo diverso che man mano si andranno ad acquisire. Quindi sicuramente non è la cosa, diciamo, centrale, come dicevamo all'inizio. Si impara a programmare certamente, come dicevo proprio nell'introduzione, e ogni anno c'è almeno un corso di programmazione. Quindi la programmazione è anche in questo caso implicita nei laboratori di tanti altri corsi. Poi quindi abbiamo un corso di programmazione almeno ogni anno, e in più in tanti altri corsi ci sono dei laboratori che implicano progetti, richiedono di lavorare su progetti di programmazione, quindi certamente si va a studiare anche come si programmano i computer. Quindi li utilizziamo, li programmiamo, ma come abbiamo detto prima, di fatto è una disciplina, quindi ci saranno anche corsi importanti che ci servono per imparare dei principi scientifici, per imparare quelle che sono le basi fondazionali della disciplina informatica. E quindi quali sono i principi, come dicevamo prima, i confini, i limiti dell'informatica. Non si può pensare che se io un domani vado a lavorare in una software house, mi viene chiesto: devi programmare un programma che sicuramente mi dica se un altro programma termina, ad esempio, cosa banale. E questo, ad esempio, non si può programmare, ed è importante sapere quindi quali sono i limiti, cioè le cose che sicuramente non si potranno mai fare con un programma informatico. Ma ritornando alla complessità, se vi viene chiesto di scrivere un programma che riesca a decifrare una chiave crittografica di cui non avete ovviamente un documento crittografato, quindi protetto, di cui non avete la chiave, anche qui non è possibile, o comunque sarebbe possibile, ma con un tempo di calcolo che non è in questo momento accettabile. Quindi è importante conoscere le basi, i principi scientifici di base che mi danno i limiti e le potenzialità e le possibilità che io ho a disposizione quando affronto un problema in modo informatico. E questo mi permette anche di acquisire, come dicevo all'inizio, una fondamentis, cioè un modo di ragionare sulle cose indirizzato alla soluzione. Quindi l'informatica, rispetto ad altre discipline scientifiche, fornisce un approccio di problem solving, tipicamente. Cioè io affronto un problema e il mio percorso è quello di cercare un modo di risolverlo, un modo automatico, un modo algoritmico, un modo che ha una procedura, che passa attraverso una procedura sistematica che io posso poi tradurre in un programma e quindi convertire in un qualcosa che evolve in modo automatico. Quindi perché studiare informatica? Sicuramente un primo interesse può essere quello di approfondire gli aspetti tecnologici che ci circondano. Tutto ormai attorno a noi è smart, usiamo tanti strumenti, computer, cellulari, tablet, abbiamo ormai smart TV, smart freghi smart, macchine smart, tutto è smart. Smart ormai è un aggettivo che viene utilizzato un po' per rappresentare tutto ciò, tutti gli strumenti che sono stati evoluti attraverso gli strumenti informatici che mi permettono di utilizzare in modo più appunto tecnologico, avanzato, che si collegano alla rete, che quindi mi danno tutta una serie di strumenti aggiuntivi che li rendono ancora più potenti. Quindi se io studio informatica sicuramente potrò approfondire e capire meglio anche il mondo tecnologico che mi circonda. Sicuramente nell'evoluzione ovviamente dello studio l'informatica è uno strumento importantissimo per poter dare anche forma alle proprie idee. Banalmente mi piace l'idea di programmare videogiochi e chiaramente necessariamente devo passare attraverso un percorso informatico che mi dà gli strumenti per costruire, per dar forma alla mia idea. Ovviamente il videogioco è una cosa più propriamente informatica, ma ormai, perché tutto passa attraverso strumenti, tutto ormai è basato sulla tecnologia, sull'uso della rete, eccetera, è chiaro che molte delle idee che noi possiamo avere, innovative o comunque interessanti, per potergli dare forma,
probabilmente devono passare dallo studio o dalla capacità di gestire e di manipolare strumenti informatici. Quindi sicuramente è uno strumento importantissimo se il mio obiettivo è se io ho delle idee a cui voglio in qualche modo dare forma. Sicuramente per comprendere l'innovazione, quindi per comprendere ed esserne ovviamente parte, quindi per essere artefice dell'innovazione stessa. Domani, finito il mio percorso, se riuscirò a trovare lavoro in un ambito che sfrutta tutto quello che ho acquisito in ambito informatico, sicuramente sarò parte integrante di quello che è il percorso innovativo tecnologico. Quindi ovviamente ci deve essere alla base l'interesse per questi aspetti, però nel momento in cui c'è l'interesse, ecco che l'informatica diventa uno strumento potentissimo per poter, diciamo, la cosa più importante è proprio dar forma alle proprie idee. Sicuramente l'informatica è anche una disciplina che, diciamo, apre bene la strada per forme di lavoro, per trovare un buon lavoro. E l'informatica si basa, è alla base di quella che è la quarta rivoluzione industriale, come esempio. La quarta rivoluzione industriale non è altro che il termine che viene utilizzato, industria 4.0, per rappresentare questa evoluzione dell'industria, quindi anche dei processi produttivi, industriali, aziendali, che si basano su varie tecnologie abilitanti, che sono queste. Queste sono le cosiddette tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 e come vedete sono tutte collegate all'informatica, dall'uso di robot autonomi, alla simulazione ovviamente attraverso modelli informatici, all'integrazione di sistemi che operano in modo diverso, all'Internet of Things, quindi l'uso di servizi che vengono forniti esclusivamente attraverso la rete, e la cyber security, la sicurezza che permea un po' tutto, e il cloud computing, quindi l'uso di diciamo distribuito di servizi informatici, la manifattura attiva, quindi la realtà aumentata e i big data, che sono tutta una serie di tecnologie, appunto, che ormai sono parte integrante di quelli che sono i processi produttivi della supply chain e tutto ciò che è appunto industria 4.0. Quindi sicuramente avere basi informatiche forti è un biglietto da visita, diciamo, sicuramente molto importante per trovare un buon lavoro in vari ambiti, che possono essere ambiti propriamente informatici, ma non solo, proprio perché l'informatica ormai è di supporto a praticamente vari ambiti, ormai a quasi tutti gli ambiti della nostra vita, e quindi io posso usare le mie capacità informatiche anche in azienda, in contesti dove l'obiettivo principale non è produrre software, ma è usarlo. E l'informatica inoltre elimina quelli che possono essere i limiti geografici, non è necessario trovare, non ho bisogno, diciamo che le attività che io posso, diciamo, affrontare grazie alla formazione informatica spazia non solo all'interno di tutto il territorio nazionale, ma si può dire all'interno di tutto il territorio mondiale. E per fare alcuni esempi delle classi di aziende dove ci sono sia contesti di sviluppo che contesti di ricerca informatica, che permettono quindi di acquisire un lavoro, di trovare un lavoro che mi fa lavorare anche appunto al di fuori di quelli che possono essere i limiti geografici, possiamo pensare alla Microsoft, a Facebook, l'IBM, Google, l'Apple, Amazon. Questi sono solo esempi tra le più grandi aziende che però hanno comunque laboratori, centri di ricerca distribuiti in tutto il mondo e che quindi possono offrire contesti di lavoro sicuramente molto interessanti e stimolanti al di fuori dei propri limiti, della propria area, diciamo, di crescita. Questo un po' come contesto di cosa vuol dire studiare appunto informatica, perché a Verona, quindi un po' per chiudere, andiamo a vedere un po' nel susso di come è strutturata l'Università di Verona dal punto di vista dell'informatica e di che cosa può offrire ai suoi studenti. L'Ateneo di Verona si conferma ai primi posti nelle classifiche internazionali per la qualità della didattica, quindi comunque un Ateneo di qualità. In particolare il Dipartimento di Informatica è stato negli anni più volte insomma etichettato come un dipartimento che guarda il futuro, ha vinto un bando di Dipartimento di Eccellenza del Nord Italia nel 2018, nel quale appunto si lavora proprio su Industria 4.0, è nato anche un laboratorio molto importante, e la laurea di informatica in particolare risultata classificata dal MIUR tra le prime 5 migliori sedi dove studiare in Italia, dove studiare informatica.
Se andiamo a guardare la risposta degli studenti, abbiamo percentuali molto alte di soddisfazione. Il 90% dei laureati è soddisfatto del CDS ed è un dato che viene confermato annualmente da diversi anni. Attorno all'80% dei laureati si iscriverebbero nuovamente al CDS, al corso di studi, e anche questo è un dato che negli ultimi trienni in particolare è confermato, e abbiamo una percentuale molto alta di laureati che a un anno dal titolo dichiara di svolgere attività lavorativa ovviamente inerente all'aspetto informatici. Quindi appunto il lavoro viene trovato in un ambito vicino al proprio percorso di studi. Il Dipartimento di Informatica è in continua evoluzione, conta ormai più di 200 persone che lavorano, 9 aree di ricerca, 7 titoli di studio in costante crescita negli ultimi anni, 7 spin-off, anche queste in crescita, quindi le spin-off sono aziende che nascono come incubate, diciamo, dentro il Dipartimento e che poi hanno l'obiettivo, diciamo, di staccarsi, di acquisire una propria autonomia. Viene sviluppata sia ricerca di base che ricerca applicata, quindi ricerca di base su quelli che sono gli aspetti fondazionali, ricerca applicata su quelle che sono appunto le applicazioni dell'informatica più all'avanguardia. Le aree di ricerca che riguardano il nostro dipartimento vanno da sistemi hardware e software, quindi progettazione automatica, la sicurezza dei sistemi e delle reti, e bioinformatica, sistemi informativi, quindi vari aspetti che riguardano basi dati temporali, spaziali, intelligenza artificiale e robotica, linguaggi di programmazione, semantica, fondamenti, quindi aspetti più fondazionali, e tutta una parte di un'area di multimedia, quindi multimedialità, segnali, immagini, e poi ovviamente l'area di fisica e l'area di matematica. Tutte queste aree di ricerca sono ovviamente integrate in quelli che sono poi i corsi che voi a partire da questo, insomma, vedrete presentati oggi e che poi si sviluppano anche nei corsi di magistrali. Esiste un Computer Science Park, cioè l'insieme di tutte le di aziende, diciamo, che nascono incubate dentro il Dipartimento. Abbiamo spin-off, cioè aziende che ancora sono incubate dentro, start-up sono quelle che sono riuscite a staccarsi. Qual è l'importanza per gli studenti della presenza di questo Computer Science Park? Il fatto di poter interagire direttamente con un mondo che è a cavallo proprio tra l'università e il lavoro, quindi stage, tesi, possibilità poi anche di lavoro, e quindi di poter durante il percorso di studio entrare in contatto proprio col mondo lavorativo e quindi più vicino a quello che c'è fuori. Queste spin-off vanno dalle tecnologie medicali, web semantico, interazione uomo-macchina, computer vision, quindi multimedia, embedded vision, quindi sistemi di visione integrata e di rete integrata. E invece Giulia è una spin-off nata come spin-off di software verification, vedete che a parte, perché in realtà non è proprio una startup, ma è stata acquisita da un'azienda software. Quindi questo è il contesto nel quale si studia informatica a Verona. E quindi appunto dicevamo, l'area informatica, le lauree triennali sono affiancate da queste lauree in bioinformatica e matematica che vedrete successivamente. È giusto anche sapere qual è il percorso successivo che io posso affrontare una volta che finisco la laurea. Ovviamente posso entrare nel mondo del lavoro, posso continuare gli studi, e il Dipartimento di Informatica offre percorsi in vari ambiti: ingegneria e scienze informatiche, robotica, digital manufacturing e data science, fra quelle più collegate, diciamo, alle triennali informatica, ma poi anche medical bioinformatics e matematica collegate alle altre triennali. Finita la laurea magistrale, anche lì si può entrare nel mondo del lavoro, si può continuare attraverso entrando in un master. Nel Dipartimento offriamo computer game development, oppure affrontando un dottorato di ricerca, e in questo caso abbiamo dottorati in informatica, matematica e nanoscienze. Quindi questo è un po' il mondo, diciamo, di corsi che viene offerto. In breve, l'informatica, abbiamo detto, è a sostegno dell'innovazione. L'obiettivo è formare personale che sia esperto in sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi informatici, ovviamente un primo livello triennale, e gli sbocchi professionali, ovviamente, come dicevamo un po' all'inizio, sono molto ampi, quindi da imprese, amministrazioni pubbliche, organizzazioni che possono operare nei più svariati ambiti, quindi non solo in ambito propriamente informatico, ma in ogni altro ambito che ha bisogno dell'informatica come supporto.
E gli insegnamenti, come vedete un po' qui non è importante il particolare insegnamento, ma un po' i colori, quello che ci dice i corsi in nero sono quelli proprio di base, matematica e fisica, che offrono, diciamo, la base su cui costruire poi tutta la formazione informatica, e vedete quelli neri vanno man mano calando, mentre quelli rossi, che sono quelli più propri, quelli specialistici che formano l'informatico, vanno man mano aumentando fino ad avere un terzo anno solamente di corsi informatici, mentre quelli in azzurro sono i corsi facoltativi che possono essere utilizzati un po' per personalizzare il percorso. E durante il corso Ilario è possibile appunto attivare stage presso i propri laboratori di ricerca, ma anche presso aziende esterne, e i laboratori sono il contesto nel quale appunto si può lavorare in ambiti di ricerca per ciò che riguarda i laboratori utilizzati per fare stage, oppure per affinare la propria capacità di programmazione e di uso degli strumenti informatici nei laboratori dei corsi di laurea. Qui cito velocemente, appunto abbiamo detto prima, abbiamo una laurea in ingegneria e scienze informatiche con vari corsi che spaziano alla sicurezza informatica, all'intelligenza artificiale, quindi aspetti un po' più generici. Abbiamo un corso magistrale in robotics che appunto riguarda in digital manufacturing più aspetti di sistemi embedded, robotica e industriali, e poi questo nuovo corso di data science che appunto cerca di capire i fenomeni analizzando i dati, quindi è sicuramente un corso magistrale molto che guarda proprio al mondo più vicino a noi, alle ultime evoluzioni della tecnologia. Post laurea, dicevamo prima, si può fare un dottorato, quindi formare scienziati, ma non solo, cioè quindi persone che vogliono continuare nella vita accademica, ma anche che vogliono magari andare a lavorare in ambito di ricerca applicata industriale, come dentro le aziende citate qui sotto, quindi Microsoft, Facebook, Google, IBM, ma non solo, anche tutte quelle che ho citato prima. Quindi questi sono, diciamo, quello che io posso affrontare se io inizio un percorso di informatica a Verona. Il mio futuro può evolvere anche in questi ambiti. E il master è appunto un percorso post laurea che mi permette di formare sviluppatori di videogiochi e applicazioni multimediali. Questi sono esempi di strumenti, di collaborazioni proprio avvenute durante il master. Quindi per chiudere vi lascio con questo piccolo video di cos'è la computer science raccontata da persone che lavorano in grandi aziende internazionali. Computer programming is pretty simple. It's a set of instructions like a recipe. You have to follow them step by step to get the end result you want. What computer science is that it's a way to impact the world. It can be music videos, it can be games. Detect whether or not someone's related to someone else. You can, find people's friends. You can do all sorts of other crazy things, like actually save lives. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors. And you open them, and of course the thing you find behind them is another hallway filled with a bunch of doors. Finally, you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. Questo è un po' per dare l'idea di come chi affronta con passione vede proprio l'informatica alla fine come un'arte. È un'arte di creazione, ma basata su strumenti ovviamente matematici e formali. Computer programming is pretty simple. It's a set of... Con questo io ho finito, quindi se ci sono domande, dubbi, sono qui a disposizione. Ovviamente ho perso tutte le domande e risposte di prima, io perché mi si è scollegato. Allora, io le ho recuperate, professoressa. Allora, la prima domanda diceva, per quanto riguarda i libri di testo di qualsiasi corso, esistono dei canali informali per reperire il materiale di studio tipo Telegram, Moodle, eccetera? Allora, queste sono cose che dipendono dai docenti. Esatto. In generale, spesso informatica, più di altre discipline, si basa su testi, ogni corso, tranne che forse i primi anni, anche su tanti testi, quindi spesso il docente si basa su, alla fine raccoglie tutto in un materiale proprio, che possono essere presentazioni, PDF, slide, eccetera, che rende disponibile. Per il resto dipende veramente non tutti i corsi hanno dei libri di testo specifici di riferimento, quindi dipende proprio dal docente, da come si organizza. Ad ogni modo ne approfitto per dire che di solito gli studenti si organizzano in gruppi Telegram, WhatsApp o Facebook per scambiarsi informazioni, consigli, dati, eccetera. E la seconda domanda, mi sembra che abbia già risposto dalle slide e comunque dalla presentazione, però gliela dico lo stesso.
Una volta laureati in informatica, quali posizioni lavorative potremo ricoprire? Allora, le posizioni sono di vario ambito, proprio nel senso che dice, appunto, come ho detto nelle slide, qualunque posizione in un'azienda informatica, naturalmente. È chiaro che con una laurea triennale il livello che si può aggiungere non è di magari gestione di gruppo, ma è più operativo. Per arrivare ad essere più manager, tra virgolette, bisogna avere una formazione magistrale, quindi dipende anche dal livello a cui si arriva. Ma appunto ormai di tecnici informatici sono importanti in tutte le aziende. Più l'azienda è dentro l'evoluzione dell'industria 4.0, più ha bisogno di esperti informatici, di sicurezza, e magari se ha strumenti più di robotica, quindi bene o male gli ambiti di lavoro sono veramente nella pubblica amministrazione, gli informatici sono sempre necessari, quindi è difficile specificare che tipologie di lavoro, sono veramente ad ampio spettro. Quindi più di questo non saprei che dire. Insomma. Poi ci è arrivata un'altra domanda che penso sia più pertinente in realtà alla prossima presentazione, però insomma, che cosa si studia in particolare nel corso di Medical Bioinformatics? Allora, Medical Bioinformatics tra l'altro è magistrale, quindi esatto. non è propriamente qui il contesto, però sì, esatto, è una naturale prosecuzione di bioinformatica, tipicamente, quindi sicuramente saprà rispondere meglio il mio collega, e in generale sono l'uso di strumenti anche più robotici o avanzati, insomma, in senso anche più hardware, diciamo, e quindi progettazione per il supporto medico, quindi strumenti e basi dati mediche, strumenti di robotica medica, quindi quegli aspetti un po' di sistema di robotica, di dati che hanno a che fare con il mondo medico. Però ecco, nel dettaglio non sono proprio la persona appunto più, spero di aver detto cose giuste, ma semmai gli consiglio di chiederlo magari a chi poi parla di ambiti più vicini, insomma. Esatto. L'altra domanda è se è un corso a numero chiuso, quindi c'è un test d'ingresso, posso già dire che è accesso libero, se posso, professoressa, sì. Semplicemente ci sono dei saperi minimi da diciamo, dimostrare nel corso dell'anno, e l'università, insomma, il corso di studio organizza dei corsi, diciamo, di recupero nel caso in cui uno volesse o dovesse recuperare delle conoscenze minime per poter seguire, diciamo, con successo i corsi, gli insegnamenti del corso di studio. Non c'è il test d'ingresso, quindi l'accesso è libero, semplicemente entro il primo anno accademico di studio lei deve dimostrare di aver soddisfatto questi requisiti minimi, questi saperi minimi, che sono chiamati OFA. Trova comunque tutte le informazioni sul sito del corso di studio, sotto la sezione come iscriversi. Se vuole aggiungere qualcosa, professoressa. No. Sono saperi molto di base, ecco, che non spaventi, sono proprio saperi, insomma, che tipicamente sì, sono molto di logica, di matematica, molto base. Esatto, molto semplici. Però necessari. Da dimostrare, ecco, anche il test è abbastanza fattibile. Ma necessari, diciamo, per poter affrontare anche corsi di analisi, di fisica dei primi anni, insomma, esattamente, poterli affrontare con successo. Esattamente. Per quanto riguarda invece la domanda che richiede informazioni su sistemi medicali delle persone, le consiglio di aspettare, adesso controllo un attimo la scaletta oraria, l'intervento è l'ultimo ed è, mi sembra, aspetti che controllo, non ho più la scaletta sotto mano, comunque per circa mezzogiorno ci sarà il professore che descriverà questo corso di studio, quindi se vuole intanto fare una pausa e ricollegarsi dopo, o comunque ascoltare tutti i corsi di studio, insomma, veda lei. Sì, abbiamo previsto, Karin, l'intervento tra le 12 e le 12:15 circa. Esatto, mi si era chiuso il file con la scaletta dopo. Sì, si parlerà di ingegneria dei sistemi medicali per la persona intorno a mezzogiorno, quindi questa risposta l'abbiamo risposta. Per quanto riguarda invece le informazioni di trasferimenti da altro ateneo, può rivolgersi al servizio di carriere di scienza e ingegneria, anche per il riconoscimento del percorso accademico. Nella risposta le lascio la mail a cui inviare tutte le sue domande. Se deve fare riconoscimenti crediti c'è una procedura e c'è anche una valutazione preventiva che può richiedere. Ecco.
Adesso le Si passa rispondo. attraverso una commissione di docenti che Esattamente. valutano appunto il programma dei corsi fatti e con eventuali integrazioni se necessario. Insomma. Ok. Ok. Perfetto, se ci sono altre domande, il tempo c'è tranquillamente perché siamo assolutamente in orario, quindi tutti i dubbi che vi possono venire in mente, anche relativamente a diritto allo studio, come iscriversi, eccetera, eccetera, o relativamente all'orientamento, quindi come è strutturata l'università, come ci si arriva, queste cose qui, e scrivete pure nel box delle domande e risposte che la docente o i nostri tutor sapranno sicuramente rispondervi. Quindi, specialmente adesso che abbiamo tempo anche per rispondere oralmente, ecco. Ingegneria dei sistemi medicali per la persona è un corso di laurea triennale che verrà presentato intorno a mezzogiorno. Allora, relativamente ai trasporti, se Matteo vuole intervenire, a me risulta che ci sia comunque l'abbonamento per gli studenti ed è molto molto conveniente. Se Matteo ne sa di più di me, però nel senso mi sembrava che fosse molto conveniente, insomma, il ridotto, basta dire che si è studenti all'Università di Verona nel modulo dell'abbonamento. Sì, ci sono delle riduzioni per gli studenti previste dalla TV. Comunque è un'azienda che bisogna contattare Sì, esatto, in modo attivo da parte dello studente. separatamente. Esatto. E comunque per la sede del Dipartimento di Bioinformatica c'è proprio una fermata dell'autobus praticamente davanti a tutta la serie di edifici. Sembra tra l'altro sia il 72. Che però non passa per la stazione. Ok, quindi Esatto, eventualmente. Esatto, eventualmente bisogna fare più cambi. Comunque non Esatto. troppo distante si trova anche la stazione di Porta Nuova, che è la più grande stazione di Verona, in cui insomma può mettere in contatto l'università anche se voi vivete in altre città o volete fare pendolari, insomma c'è questa possibilità. Inoltre, vicino al campus di Scienze e Ingegneria c'è una grande zona residenziale in cui magari è più facile trovare appartamento nel caso in cui vogliate trasferirvi a Verona vicino al campus. Allora, relativamente al punteggio minimo che bisogna avere nei test d'accesso, che vabbè sono dei test, non sono esattamente d'accesso, vi potete immatricolare comunque, questo obbligo formativo è da, diciamo, completare, da dimostrare all'interno dell'anno accademico. Comunque, se non vado errata, professoressa, mi sembrava un punteggio minimo di 6 su 30, se non sbaglio. Non mi ricordo bene per informatica, però mi sembrava un 40% tra le... Sì, facendo attenzione che se non sbaglio le risposte sbagliate sono in negativo, quindi esatto. non in negativo di un punto, però c'è comunque una penalità. Quindi ecco, comunque tutte le informazioni più specifiche verranno date successivamente quando verranno effettivamente organizzati questi corsi di recupero e anche sulle modalità di partecipazione, sulla modalità di verifica, eccetera, eccetera, saranno tutte debitamente fornite all'inizio dell'anno accademico, perché infatti quelle per l'anno prossimo devono essere ancora organizzate. Quindi sia mai che ci siano delle variazioni dell'ultimo minuto, ecco, sul punteggio minimo non mi sento di dare una risposta definitiva proprio per questi motivi qua, ecco. Comunque non è esageratamente selettivo, ecco, insomma, quindi è veramente una richiesta di livello, di base, la terminologia, un po' di logica, di matematica che serve per capire i corsi, quindi insomma è veramente qualcosa di... Esattamente, inoltre ci sono più sessioni, nel senso ci sono tipo 3 prove nell'arco dell'anno, quindi se non si passa la prima per motivi XY si può comunque rifare il test più avanti, ci sono tutte le possibilità possibili, ecco, per superarlo in tranquillità.
Vedo che relativamente all'alloggio universitario Liliana sta rispondendo per iscritto. E i corsi iniziano il Ottobre. Ottobre. Di solito è ottobre. Esatto, volevo guardare il giorno di quando inizia il primo semestre. Mi sembra il 4 di ottobre, che è un lunedì. Sì, il primo lunedì di solito di ottobre iniziano tendenzialmente. Relativamente a quante ore di lezione al giorno si fanno, dipende. Dipende da come è quadrimestre, dipende dall'anno. Sì. Diciamo che tendenzialmente si cerca di fare un orario senza buchi, di riempire bene la mattina. Poi siamo in un periodo in cui è un po' strano, no, con la pandemia, quindi bisogna capire la presenza, la distanza, la duale. Cioè, non sappiamo ancora forse esattamente come partirà l'anno. Diciamo che nella normalità, ecco, si tende a riempire la mattina, qualche ora magari primo pomeriggio, senza buchi, ecco, si cerca di dare un orario, diciamo, spostato sulla mattina e è abbastanza pieno. Poi dipende appunto dall'anno, dalle materie, e dal quadrimestre, cioè nel senso, quindi, però ecco, la tendenza è quella, l'organizzazione dell'orario. Per quanto riguarda il ruolo dell'università nell'aiutare gli studenti a trovare l'impresa per lo stage, io so per certo che ci sono delle aziende già convenzionate e dovrebbe essere, c'è un elenco all'ufficio stage e tutorati. Ma ciò non toglie che se uno ha un'impresa dove assolutamente vuole fare tirocinio e la vuole contattare personalmente, si può convenzionare ex novo, quindi certamente l'università supporta assolutamente lo svolgimento dello stage, del tirocinio in azienda, con tutta una serie di aziende convenzionate, ma appunto lo studente o la studentessa sono liberi di convenzionarne una preferita, ecco. Giusto, professoressa? Sì. Ok, una risposta. Bella domanda. Ecco, allora, non mi pare che ci sia ancora nulla di definitivo relativamente alla modalità di didattica, ma so e penso di poterlo dire che verrà garantita la registrazione. Quindi, allora, viene garantita la presenza, pertanto sarà possibile prenotare il proprio posto in aula. E inoltre adesso stiamo finendo di costruire un edificio nuovo, quindi dovrebbe esserci posto per tutti e pertanto la prenotazione del posto in aula è assolutamente garantita. Detto ciò, per motivi XY dello studente che magari non può venire a lezione per appunto altre casualità o causalità, c'è comunque direttiva da parte dell'Ateneo di registrare la lezione e renderla disponibile in differita per almeno un mese. Relativamente allo streaming, che io sappia, si sta ancora valutando. Per ora penso di essere abbastanza certa sulla registrazione. Esatto, io immagino che se si potrà garantire la presenza a tutti, lo streaming non sarà richiesto. Esattamente. Se invece dipenderà dagli anni, anche dalle aule, laddove la presenza per distanziamento o altro non è garantibile o ancora c'è il rischio di chiusure, di confini, eccetera, Esatto. cioè quindi lo studente potrebbe essere impossibilitato a allora credo che verrà chiesta la duale ancora. Esattamente. Comunque quindi con lo streaming, in ogni caso c'è la registrazione. Sì. Solo che l'anno scorso era garantito fino al primo appello, doveva essere garantita. Invece quest'anno dipenderà sempre dalle possibilità. Diciamo che ci adegueremo sicuramente alla situazione che ci sarà. Ecco. Esatto. Verranno date tutte le possibilità agli studenti, insomma, di seguire nel modo migliore. Tutte le informazioni di solito sono sul sito dell'università, dell'Ateneo, sotto la voce Info Studenti e Coronavirus, che io sappia. Comunque se lo cercate anche semplicemente su Google, questa pagina appare con tutte le info del caso, appena saranno rese disponibili e ufficiali anche relativamente alla versione mista. Ecco, io so per certo delle registrazioni, tutto qua. Relativamente ai trasferimenti di altro Ateneo, questo dipende dalla sua carriera, nel senso che lei si trasferisce con esami dati e esami non dati. Per questa cosa io la rimanderei alla segreteria studenti, quindi le metto qua
l'indirizzo email, perché bisogna capire il caso specifico, ecco. Il talk sostenuto, a seconda del tipo di talk, se è S o I, può essere utilizzato per sopperire ai debiti formativi, quindi ai saperi minimi. Al momento dell'immatricolazione lei può presentare il certificato in segreteria di aver sostenuto il talk. Poi appunto deve averlo passato, quindi con i punteggi minimi necessari, e quindi sì, può utilizzarlo per alternativamente agli OFA. Allora, come è strutturato l'Ateneo? Ci sono anche biblioteche, spazi per lo sport, eccetera, eccetera. Allora, l'Ateneo è strutturato in diverse sedi, nel senso che noi qui in Borgo Roma abbiamo una sede molto molto bella, gli spazi studio ci sono distribuiti per tutti e due i dipartimenti, e anzi stiamo appunto finendo di costruire un terzo edificio. Le biblioteche ci sono due biblioteche principali, una qui a Medicina e una in centro, la Frinzi, che fanno un orario molto prolungato relativamente agli spazi studio, quindi fino alle 11, 11 e mezza di sera, se non vado errata. Gli spazi per lo sport, io penso di poter, dirigervi, ecco, al sito del centro universitario sportivo, del CUS, se non sbaglio. Magari adesso Matteo ci aiuta. Matteo, esatto, volevo proprio chiedere il link in risposta. Che volevo chiedere il supporto di Matteo per l'orientamento. Sia per le biblioteche che per lo sport, sì, esatto. Così non rubiamo tempo alle presentazioni, ora mandiamo le indicazioni per iscritto. È facilmente anche riguardo ai della trasporti. stazione, esattamente, vi rispondiamo magari meglio per iscritto. E relativamente alle lauree magistrali c'è già stata la riunione o comunque il webinar ieri, quindi ritroverete sicuramente la registrazione sul sito dell'università. Quindi, detto ciò, comunque se ci sono ulteriori domande relative al corso di studio in informatica, potete continuare a farle nel box delle domande e risposte. E io passerei allora alla prossima presentazione, se la professoressa Mastroianni è d'accordo. Certo, assolutamente. Grazie ancora e intanto buona continuazione. Ci mancherebbe. Benissimo. Allora, il prossimo relatore è il professor Bonnici per il corso di studi in bioinformatica. Prego, professor Bonnici. Grazie a tutti. Allora, eccoci qua. Vi condivido le slide. La presentazione del corso. Diciamo che rispetto agli altri corsi, più o meno quello di informatica, c'è una grande differenza nel fatto che a livello culturale si ha più o meno un'idea di che cos'è l'informatica o la matematica o tutti i corsi, diciamo, classici che si sono sempre tenuti all'università, mentre il corso di bioinformatica resta ancora, diciamo, con alcune domande, soprattutto da parte di chi non è, diciamo, addetto ai lavori per quanto riguarda questa disciplina. Durante questa presentazione vi spiegherò, quindi cercherò che cos'è la bioinformatica e che cosa vi offre il corso di laurea triennale in bioinformatica, e cercherò anche di illustrarvi magari quali sono le prospettive di lavoro piuttosto che il futuro che vi può dare una laurea in questo settore. Se andate sul sito di Ateneo per quanto riguarda il corso, questa è la scheda informativa che vi viene fuori. Ha durata 3 anni, vi è la possibilità di iscrizione a tempo parziale, l'accesso è libero. Negli anni scorsi era stato un accesso, diciamo, chiuso, da un paio di anni credo sia ormai libero. Attenzione, il corso di laurea è sotto il Dipartimento di Informatica e se la classe della laurea è un L31, quindi in pratica una laurea in informatica. Okay? La sede è a Verona e qui di Borgo Roma, e la lingua di erogazione è in italiano. Questo è il corso triennale. Spesso mi vengono fatte delle domande per quanto riguarda il corso magistrale, che è quello in Bioinformatical Informatics.
che è il corso magistrale che viene tenuto in inglese. Vedremo poi come si può accedere a quel corso tramite la laurea triennale. Ok? Prima domanda che viene da porsi è: che cos'è la bioinformatica? Allora, sicuramente dobbiamo partire dalla parola stessa. Se analizziamo la parola ci accorgiamo che in realtà sono due parole in una. Vi è una prima parte, bio, e questa ci fa pensare a tutti quelli che sono gli aspetti collegati, diciamo, alla biologia, ma come vedremo non solo biologia. La seconda parte della parola è informatica, e questo invece ci rimanda a quello che è il calcolo e l'elaborazione delle informazioni. Ok? Bioinformatica, infatti, nella sua essenza vuol dire proprio elaborazione di dati di carattere biologico e o medico, anche se però vedremo in realtà è molto di più. Un punto di inizio per partire, diciamo, per capire quali sono i compiti che svolge la bioinformatica è la cellula. Noi esseri umani siamo formati da circa 3 trilioni di cellule, che viene stimato come il numero totale di stelle nell'universo. Per farci un'idea, 1 trilione è 1 alla 23, 1 alla 6 sarebbe 1 milione, che è 3 volte la popolazione di Verona, 1 alla 9, quindi 1 seguito da 9 zeri, è 1 miliardo, che è la popolazione cinese, 1 alla 11, che sarebbero il numero di stelle della nostra galassia, è circa 100 miliardi. Il numero di cellule che compongono il vostro corpo è in realtà 3 per 1 alla 23, quindi potete capire la complessità che ci può essere in un sistema di questo tipo, quindi all'interno del vostro corpo. Non da meno, il vostro corpo ospita tutte queste cellule, ma in realtà vi sono molti tipi di cellule, alcune si conoscono già, altre si stanno studiando e altre si stanno scoprendo. Ogni cellula è un piccolo sistema complesso. In pratica possiamo immaginare la cellula come un piccolo computer che riceve stimoli dall'esterno, li elabora e trasmette dei segnali verso l'esterno. Per poterlo fare, la cellula ha bisogno al suo interno di una sorta di sistema operativo biologico. Il sistema operativo è memorizzato in una molecola particolare della cellula che si chiama DNA, e il DNA in pratica contiene tutte le istruzioni necessarie alla cellula per il suo funzionamento. Possiamo quindi dire che nel DNA troviamo scritto il codice sorgente della vita. Questo codice sorgente è quello che aiuta, quindi che definisce tutti gli esseri viventi e le cellule che li compongono. Quanto è lungo il DNA? Allora, il DNA, come vi ho detto, è una molecola. In realtà spesso il DNA viene rappresentato come un testo, ok? Che è scritto in un alfabeto particolare, che è l'alfabeto dei nucleotidi. Tale alfabeto non ha i 21 o i 25 simboli che hanno gli alfabeti che utilizziamo noi, ma ne ha solo 4, e sono la C, la T e la G, ok? Non vi sono segni di punteggiatura, non vi è alcun spazio, alcuna virgola, un punto, ok? Insomma, è tutto un testo, diciamo, è diviso in volumi. Questi volumi vengono chiamati cromosomi, ma alla fine all'interno di un volume il testo è tutto unico. Qui ne avete un esempio per farvi capire la complessità di questa cosa. E, anzi, proprio nella foto vedete in pratica la prima volta che è stato stampato per intero tutto il contenuto del DNA umano. Come vedete riempie un intero scaffale con questi libri, diciamo, stampati a carattere 10 o 12 se non ricordo. La lunghezza di questo DNA varia con la complessità della specie. Ad esempio i virus hanno circa 10.000 caratteri, qualcuno in più, qualcuno in meno. Se andiamo a organismi un po' più complessi come i batteri, arriviamo a qualche milione di caratteri. I funghi, anche loro sono sull'ordine dei 10 milioni di caratteri. Si può arrivare fino a 70 miliardi di caratteri, che sono quelli che è il DNA di alcune tipologie di piante particolari. Più o meno gli animali, tra cui quindi l'Homo sapiens, hanno un DNA che si attesta a circa 3 miliardi di caratteri. Piccola chicca, se ci facciamo il conto in byte, codificando ogni carattere con un byte,
La dimensione che viene fuori è circa 3 GB, che sono l'attuale spazio necessario per installare un sistema operativo, quindi il Windows piuttosto che il macOS X, su un'architettura, su un computer moderno. Okay? Come facciamo a leggere il DNA? È all'interno di ogni cellula, le cellule sono veramente microscopiche, negli anni si sono sviluppate delle tecniche per poterlo leggere, in realtà si chiamano tecniche di sequenziamento. Sequenziamento vuol dire proprio decifrarne la sequenza. Sono più o meno precise, più o meno costose. In realtà c'è stata una grande svolta all'inizio degli anni 2000, in quanto è stato completato, anche se in realtà il completamento vero e proprio è avvenuto però nel 2003 è stato completato la lettura e quindi il sequenziamento della maggior parte del DNA umano. Questo ci ha permesso un salto in avanti in tutti gli aspetti scientifici che riguardano lo studio della biologia umana, e una parte, e quindi anche della medicina legata all'essere umano, è una parte, diciamo, consistente di questo avanzamento è stato anche dovuto a quelle che sono delle tecniche informatiche che sono state applicate per lo studio di questi dati. Eccoci qua. E quindi possiamo dire in realtà la bioinformatica nasce molti anni prima, circa negli anni 70 si iniziano a vedere i primi lavori, se non prima. Ma la parola bioinformatica stessa è stata coniata, diciamo, più o meno negli anni 2000, e questa era una delle prime applicazioni veramente importanti che poi ha prodotto questo salto nella qualità scientifica. In realtà la bioinformatica non si occupa solo di analizzare l'informazione genomica, quindi il DNA contenuto dalle cellule, ma si propone anche di elaborare tutti i dati che provengono dalla lettura, si dice, delle altre omiche. Okay? La genomica è una di queste, ma in realtà abbiamo la proteomica, che studia le proteine, la metabolomica, che studia i processi metabolici, per finire fino alla biomica, che studia le relazioni tra il nostro corpo e i microbi con cui reagisce. Si sente sempre di più parlare del microbioma dell'intestino, piuttosto che del microbioma della pelle, piuttosto che del microbioma che abbiamo all'interno della nostra bocca, nella nostra saliva. E questi organismi effettivamente, si è visto, influenzano molto quelle che sono poi le nostre patologie, il nostro stress e tutto quello che è legato, diciamo, all'organismo umano. Nel passato ci si è concentrati ad analizzare le singole omiche, anche perché spesso si usavano degli approcci non computazionali. Dall'avvento delle ultime tecnologie di sequencing, in realtà si è iniziato a produrre una grande quantità di dati, per cui il calcolo è diventato fondamentale per l'analisi di queste tipologie di dati, ma vi sono anche le tendenze più moderne che spingono a quelli che vengono detti approcci multiomici, in cui si prende in considerazione l'intero sistema e lo si analizza da diversi punti di vista. Ogni punto di vista è un'omica diversa. Per farvi un esempio, abbiamo qui un elefante. Le singole omiche analizzerebbero un determinato particolare dell'elefante, la zanna piuttosto poscide, piuttosto che un orecchio, piuttosto che la coda. L'approccio multiomico invece cerca di vedere, diciamo, l'animale nel suo interesse per capire se è un elefante piuttosto che un leone, piuttosto che una gazzella. Tutto questo passa per l'analisi di grandi quantità di dati che ultimamente, diciamo, di recente vengono così detti il mondo dei big data, e per poterlo fare ovviamente bisogna farlo in modo intelligente, quindi servono degli strumenti computazionali informatici in grado di gestire, diciamo, queste informazioni. Qui c'è una foto che mi piace sempre, diciamo, mettere, che è questo asino che ha questo carro attaccato adesso, e c'è questa mole di dati enormi. Ecco, la fine che si rischia di fare se non si applicano degli strumenti intelligenti informatici è proprio la fine, diciamo, che fa l'asino in questa fotografia. Quello che vogliamo fare noi invece è poterli analizzare in modo efficiente ed in modo esaustivo. Partiamo da qual è lo scopo di questa integrazione di queste grandi quantità di dati e anche diversità di dati tra di loro. Beh, anzitutto è la modellazione di sistemi biologici nei suoi aspetti, diciamo, più complessi,
al fine, ad esempio, di identificare delle componenti all'interno della cellula che sono sensibili ai farmaci. La bioinformatica, infatti, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi farmaci e soprattutto nel riposizionamento dei farmaci esistenti. Che cosa vuol dire riposizionamento? Prendiamo dei farmaci, l'aspirina che è già utilizzata per trattare il mal di testa e la utilizziamo in realtà per trattare altre patologie. Basti pensare, ad esempio, che nello studio di una molecola, che è quella che poi diventa un farmaco, piuttosto che un vaccino, piuttosto che qualcos'altro, ci sono diverse fasi. La prima fase è quella della conoscenza della malattia. Quindi bisogna conoscere la malattia e sapere a livello biologico quali sono, diciamo, le sue cause. Via via il fenomeno passa allo studio degli effetti che ha la malattia sul corpo e allo studio degli effetti che ha la molecola quando interagisce con le cellule malate. Andando avanti vi è una fase di traslazione in cui i risultati della ricerca di base o comunque della ricerca intermedia vengono traslati, si dice, a quello che è a livello clinico. Il livello clinico si occupa quindi della somministrazione ai primi pazienti e del monitoraggio anche dei farmaci messi in circolazione. Diciamo che negli ultimi tempi siamo tutti diventati bravi, diciamo, con l'FDA, che in realtà è l'Agenzia Italiana del Farmaco, ma esiste anche un'Agenzia Italiana del Farmaco, esiste anche un'Agenzia Europea del Farmaco, che sono quelle che poi danno l'approvazione ai nuovi farmaci, per esempio, o che studiano gli effetti e le controindicazioni, quindi, dei farmaci esistenti sulla popolazione. Ecco, la bioinformatica in realtà e l'informatica medica entrano in ognuna di queste fasi in modo più o meno diverso. Il primo passo è lo studio della malattia, della patologia. Prendiamo in caso la pandemia che ci sta colpendo, diciamo, proprio in questo periodo. Studiare la malattia vuol dire studiarne le cause. Nel nostro caso vuol dire studiare il virus, il cosiddetto SARS-CoV-2. Un compito della bioinformatica, affiancato ad altre scienze, è proprio la caratterizzazione del genoma del virus attraverso quelle che vengono dette analisi comparative. Queste analisi comparative portano poi all'individuazione delle cause che scatenano tale pandemia. Oggi sentiamo spesso parlare di varianti, ma chi è che definisce una variante? Beh, sicuramente c'è bisogno di un'equipe abbastanza complessa che è fatta da medici, da biologi, ma che è fatta anche dagli informatici. Difatti la comparazione proprio del genoma per l'individuazione di queste varianti, ovvero dei punti in cui si è avuta una modifica al genoma del virus, che può essere o un DNA o un RNA, viene spesso fatta proprio con strumenti computazionali. Okay? Lo sviluppo di questi strumenti computazionali avviene da parte dei bioinformatici, come anche la loro applicazione poi nei campi pratici. Sappiamo benissimo che lo studio della sequenza genetica del coronavirus ha portato, diciamo, a vari dibattiti circa quale sia la convenienza, ma anche all'identificazione delle proteine che sono fondamentali per la sua diffusione. Difatti si è parlato spesso della proteina spike e di quali potevano essere le variazioni all'interno relativamente a questa proteina, che è poi quella che permette al virus di entrare, diciamo, nelle cellule umane. Un altro step, quindi un altro passo dello sviluppo di un farmaco, è studiarne gli effetti, una volta che abbiamo sia della malattia sia del farmaco stesso. Beh, studiarne gli effetti vuol dire anche analizzare i cambiamenti che la malattia o l'utilizzo del farmaco portano all'organismo. Questo passa per quelle che vengono dette le scienze collegate alle radiomiche e quindi a tutto quello che è il mondo dell'imaging. Basti pensare alle risonanze magnetiche, piuttosto a tutte queste tecnologie. Ci sono pure tecnologie per leggere, diciamo, i flussi neurali all'interno del vostro cervello e via dicendo. Tutto questo ci ha dei grandi vantaggi, ci permette di capire effettivamente quali sono, di studiarne gli effetti che ha una malattia o che ha un farmaco, e può avere un farmaco relativamente, diciamo, al caso di studi che abbiamo in esame.
Per quanto riguarda la traslazione ed il monitoraggio, queste fasi coinvolgono l'elaborazione delle informazioni contenuta spesso nelle cartelle cliniche dei pazienti, quindi ci siamo spostati da quello che è il mondo della biologia, quello che è il mondo della lettura, quindi degli organi attraverso le immagini, a quello che è il mondo più clinico e medico, in cui andiamo ad elaborare le informazioni contenute nelle cartelle cliniche dei vari pazienti attraverso delle tecniche che utilizzano l'intelligenza artificiale, ma non solo, per capire effettivamente se ci sono, ad esempio, delle correlazioni tra i pazienti affetti da una determinata patologia. Lo scopo di questa fase è anche quello di gestire i processi di cura, per esempio, di gestire l'informatizzazione degli ospedali, che diciamo è sempre una direzione attuale e che sta prendendo sempre più piede, per fortuna, a livello nazionale, e di correlazione tra quelli che sono i dati clinici e quelli che sono i dati sia omici che di imaging. La bioinformatica, quindi, come potete vedere, vi ho dato più o meno 3 o 4 aspetti principali di quello che un bioinformatico si può occupare. In realtà la bioinformatica è un concetto abbastanza complesso. Questo concetto include lo sviluppo di algoritmi per l'analisi di questi dati, quindi per la gestione di questi dati. L'applicazione dell'informazione, per esempio, coinvolge l'utilizzo di basi di dati. Dobbiamo memorizzare questi dati, sia che siano delle cartelle cliniche, sia che siano i dati omici. Quindi tutto quello che viene oggi definito grande nome di data science, ovvero la scienza dei dati, che è la scienza che si preoccupa proprio di andare a trovare, sia a strutturare, ma anche ad andare ad analizzare quelli che sono quello che è il dato, ok? Quindi l'informazione stessa. L'intelligenza artificiale, che comprende sia l'artificial intelligence che il machine learning, che tutte le tecnologie più o meno moderne che si possono applicare per lo studio automatizzato, per l'analisi automatizzata dell'informazione e l'elaborazione dell'informazione stessa, che passa comunque sempre per le scienze di base, che sono le scienze matematiche, lo studio delle architetture degli laboratori e tutto quello che diciamo si studia normalmente sia in un corso di informatica ma anche in un corso di biologia, anche perché il bioinformatico, la particolarità del bioinformatico è che esso sa trattare i dati di tipo biologico e medico, ma ne ha, diciamo, profonda o quasi conoscenza. Okay? A Verona è presente una realtà più unica che rara, che è il corso di studi in bioinformatica. Questo corso è partito nel 2006 e è attualmente una delle poche realtà italiane per quanto riguarda le lauree triennali. Il triennio combina fin dall'inizio quelle che sono le competenze di base, sia informatiche che biologiche. Nei primi 2 anni vengono date le nozioni di base, tra cui qua possiamo vedere ad esempio tutto quello che è la matematica, con l'algebra, l'analisi, la fisica, ma anche quello che riguarda la parte di biologia, tra la biologia generale, gli elementi di chimica, biologia molecolare, gli elementi di genetica, ma anche la parte informatica e quindi soprattutto programmazione, metodi informazionali, architettura, algoritmi, e architettura degli laboratori e sistemi operativi. Finiti i 2 anni si passa poi a quelli che sono gli argomenti più specifici nel terzo anno. Come tutti i corsi di laurea è possibile effettuare degli Erasmus all'estero, anzi, essendo la bioinformatica un campo relativamente nuovo, è tutt'oggi un campo molto proiettato a livello internazionale. Quindi in realtà in pratica potrebbe fare, per chi è interessato, da trampolino di lancio verso all'estero. Avere infatti una laurea in bioinformatica, diciamo, non è solo altamente riconosciuto a livello nazionale, ma è anche molto qualificante a livello internazionale, europeo e non. Quindi per presentarsi una laurea in bioinformatica magari apri delle porte che altrimenti, diciamo, non sarebbero così facilmente aperte. Terzo anno, quindi abbiamo l'Erasmus, c'è il tirocinio, la prova finale, ci sono diverse materie a scelta.
Queste materie a scelta vanno, diciamo, sia nell'area informatica che nell'area di biologia. Ci tengo a stressare il fatto che è una laurea in informatica, quindi lo scopo principale è quello di addestrare, diciamo, la parte computazionale dello studente, e quindi quello di far nascere, se non c'è, o di sviluppare, se già c'è, il pensiero computazionale, legato però molto all'analisi di questo tipo particolare di dati. In realtà però al terzo anno comunque lo studente è libero di scegliere, se vuole, alcune materie dell'area biologica, che possono essere fisiologia, piuttosto che il laboratorio di biologia molecolare, piuttosto che microbiologia. Ok? Lato informatico si può specializzare ad esempio nelle basi di dati e il web per la programmazione web, nelle reti, sistemi di reti per la bioinformatica, ingegneria del software per fare l'architetto del software, modelli biologici discreti, quindi rappresentazione matematica dell'informazione biologica e via dicendo. Come dicevo, la laurea in triennale dà poi accesso a quelle che sono le lauree magistrali. A Verona abbiamo, per quanto riguarda, diciamo, la bioinformatica, dà accesso senza crediti formativi, se non sbaglio, a 3 diverse lauree magistrali che sono qui a Verona. Una è quella di ingegneria e scienze informatiche, che è sotto il Dipartimento di Informatica, e 2 sono le lauree, una sotto il Dipartimento di Biotecnologia, che è Molecular and Medical Biotechnology, e l'altra che è una laurea magistrale sempre sotto il Dipartimento di Informatica in inglese, che è la laurea in Medical Bioinformatics. Prima ho sbagliato il nome, scusate. Questa laurea è presente qui a Verona dal 2017 e credo sia stata introdotta ieri, se non mi sbaglio. Quindi diciamo non ve ne parlo. Diciamo che per quanto riguarda la laurea triennale però in bioinformatica, questo è lo sbocco naturale se si vogliono proseguire gli studi in bioinformatica o in informatica medica. Okay? Perché studiare bioinformatica? Allora, sicuramente uno degli aspetti caratterizzanti della bioinformatica è la multidisciplinarietà. Questa multidisciplinarietà vengono, diciamo, da delle conoscenze di base che diversamente in un altro corso di laurea vengono date. Abbiamo visto che ci sono più aspetti matematici che quelli informatici e quelli biologici messi assieme. Tale multidisciplinarità è sicuramente uno stimolo di grande attualità. Io spesso, diciamo, sento parlare ai convegni, vedo che la gente si sta aprendo, quindi sia dal mondo della biologia, sia dal mondo della medicina c'è una grossa apertura verso quello che è il pensiero computazionale, l'intelligenza artificiale, chiamatela come volete. Okay? Anche perché il trend di questi ultimi anni, e credo sia il trend del futuro, sia quello di applicare l'intelligenza artificiale allo studio più o meno di tutto, ok? Non ne viene, diciamo, tra questo tutto, scusatemi, è inclusa anche la medicina e la biologia. E difatti io vedo sempre una maggiore apertura a queste scienze. Una volta avrei detto che l'informatica era una scommessa, perché erano i primi tempi in cui la bioinformatica, diciamo, a farsi sentire, a produrre quelli che erano i primi veri risultati concreti. In realtà oggi posso ormai affermare che essere bioinformatici vuol dire essere dei protagonisti, sia nel mondo della prevenzione, sia nel mondo della diagnosi e della cura delle malattie. Ci sono molti centri di ricerca nazionali ed internazionali in cui i bioinformatici si occupano assieme al team poi di biologi o di medici o di biotecnologi, si occupano di molte delle patologie, diciamo, dell'essere umano. Ma per esempio il bioinformatico si occupa anche dell'industria agroalimentare. Qui a Verona, nel territorio del Veronese o nel territorio veneto, abbiamo molte industrie agroalimentari. Aiutare queste industrie in ambito ambientale e in molti degli altri. Quindi, come potete vedere, vi è un ampio spettro, diciamo, di applicazione delle conoscenze.
Nel 2016 la rivista Forbes ha stilato una lista dei 10 migliori lavori al mondo. I parametri erano la paga, lo stress e l'occupazione, che sicuramente sono 3 parametri principali. La paga è che capiamo tutti che diciamo, più alta è meglio è, ma alcune volte una paga alta e anche implica anche dei livelli di stress molto alti, quindi poter lanciare non è mai facile. Quale vedete sono i primi 10 mestieri, quindi il primo è il risultato del data scientist, poi c'era lo statistico, l'analista di sicurezza informatica, l'audiologo. Beh, la bioinformatica ne copre 5 su 10, quindi se studiate bioinformatica più o meno avete delle competenze in 5 di queste 10 aree, quindi potete poi decidere voi dove specializzarvi. Una domanda che mi veniva fatta spesso è: ma dove sono i bioinformatici? Perché mentre più o meno, se io sono un ragazzo, voglio iscrivermi all'università, quello che mi viene detto è: cosa vorresti fare da grande? Beh, il cosa vorrei fare da grande, mi guardo attorno, vedo e decido quello che io ho attorno. Voglio fare l'astronauta perché l'ho visto in TV, piuttosto che voglio fare l'architetto perché mi piace fare le case, che voglio fare il medico perché ho avuto a che fare con dei medici. Beh, in realtà, dove sono i bioinformatici? Effettivamente i bioinformatici sono un po' nascosti, ok? Bisogna andarli a cercare. Negli ultimi anni ce ne sono sempre di più. Sicuramente li trovate nelle università, proprio perché la bioinformatica è attualmente molto correlata alla ricerca. Per lo stesso motivo li trovate nei centri di ricerca pubblici ma anche privati. Sempre di più si sviluppano i centri di ricerca privati, soprattutto di grosse compagnie. Badate bene che per esempio anche le società farmaceutiche fanno un massivo uso di strumenti bioinformatici, quindi per esempio quelle sono dei centri di ricerca in cui si fa bioinformatica. Li trovate quindi in qualsiasi industria che fa innovazione a livello di carattere biologico o medico. E la laurea in bioinformatica però vi dà anche altre opportunità lavorative, perché no? Tra cui lo sviluppo di software. Essendo una laurea in informatica, una volta che siete laureati, sapete comunque sviluppare del software, anche se non siete altamente specializzati come i vostri colleghi di informatica, o comunque avete accesso a quelle che sono poi le carriere per l'insegnamento nelle scuole superiori, negli istituti primari, secondari e via dicendo, secondo i percorsi, diciamo, definiti dal Ministero. Credo di essere stato abbastanza esaustivo, quindi se avete domande aprirei, diciamo, la sessione di domande. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e direi, per chi vuole iscriversi, ci vediamo l'anno prossimo a lezione. Grazie mille professor Bonnici per il suo intervento e appunto invito gli spettatori a fare tutte le domande che possono venire in mente, anche perché come avete visto, insomma, bioinformatica è bella estesa come applicazione, poi pratica, ecco, bella multidisciplinare come piace a noi a Scienze e Ingegneria. Credo che effettivamente nella scorsa sessione si sono fatte molte domande di carattere tecnico, proprio amministrativo, quindi forse quelle magari quelle sono andate, esatto. No, invece se si hanno curiosità su applicazioni specifiche della bioinformatica piuttosto che sulla didattica, frequenza, eccetera, eccetera, insomma, chiedete pure. Nel frattempo io anticipo, giusto per dopo, insomma, il prossimo intervento sarà della professoressa Mantese per quanto riguarda il corso di studi di matematica applicata e lì avrete la possibilità anche di ascoltare alcune impressioni, alcune esperienze di studenti che stanno già frequentando, che insomma stanno per finire. Per bioinformatica si intende anche creazione di protesi particolari? Allora, in quel campo no, perché là andiamo nel campo della ingegneria biomedicale.
Ok, quindi in bioinformatica non ci occupiamo soprattutto o di dati di tipo biologico, quindi il DNA o tutto quello che è collegato alle cellule, o di dati di tipo medico legati alle patologie, ma nel senso di studio delle malattie. Ok? E quindi protesi, che io sappia, no. Ok? Non so se magari c'è qualche professore che si occupa di questo ramo, però diciamo a livello di materie, quindi di insegnamento, è qualcosa che è più simile alla ingegneria biomedicale sicuramente. Ci sono aziende o ditte convenzionate che possono offrire uno stage bioinformatico? Ci sono alcune aziende sul territorio veronese che cercano dei bioinformatici e con cui quindi è possibile fare degli stage. Vengono fatti, essendo una scienza di ricerca, spesso viene fatto lo stage all'interno dell'università o comunque in collaborazione con l'università proprio in un ramo che riguarda fortemente la ricerca. Siamo comunque aperti anche verso le aziende che non sono sul territorio, diciamo, provinciale, ma possono essere sul territorio regionale o perché no anche extraregionale. Alcuni centri ci sono dei centri in Lombardia, ci sono dei centri in Trentino Alto Adige e via dicendo. Ok, vediamo se arrivano delle altre domande. E non è più a nuovo uso, quindi la storia del talk e tutto non dovrebbe più esserci, giusto? Esattamente, se non vado errata è ad accesso libero come per informatica. C'è la stessa possibilità di fare i corsi di recupero per quanto riguarda gli obblighi formativi e vale proprio esattamente lo stesso discorso che si faceva prima per informatica, quindi che l'università propone questi corsi di recupero per diciamo, completare eventuali debiti formativi di matematica piuttosto che di logica. Relativamente alla domanda, viene chiesto se i bioinformatici hanno quindi un ruolo attivo nella ricerca nel campo medico. Possono avere un ruolo attivissimo proprio nello studio sia di patologie umane, ma non solo. Ok? Sì, allora la cosa che io vedo personalmente è che vi sono sempre più richieste di bioinformatici nei centri in cui si studia, ad esempio, in cui c'è uno studio dei tumori. Io stesso ho fatto delle internship con il centro di studio dei tumori della Svizzera, per esempio. Però ci sono molti centri in Italia. Lo studio delle malattie genetiche, quelli sono sicuramente dei campi in cui l'aspetto computazionale, quindi l'analisi computerizzata di queste informazioni, gioca un ruolo essenziale. Ma per farvi riflettere, l'ingegnerizzazione dei batteri, anche quella che sono, che ne so, piuttosto che i batteri che utilizziamo per far fermentare lo yogurt o per far maturare il vino, piuttosto per far maturare, per stagionare un formaggio, anche quei batteri hanno bisogno a volte proprio dell'aiuto dei bioinformatici per l'analisi delle informazioni. Ecco, quanti studenti entrano in media al primo anno e quanti riescono a concludere la triennale? Questo è un dato altamente variabile. Perché? Quando si è aperta bioinformatica non era numero chiuso, era una laurea aperta. Avevamo un sacco, se vogliamo dire, perché alcuni magari decidevano di iscrivere a bioinformatica perché non avevano passato, diciamo, i test di ingresso delle altre lauree. Motivo per cui poi che passavano al secondo anno erano una piccola percentuale. Si è introdotto il numero chiuso, la percentuale di quelli che passano ora è molto più alta, però ovviamente il numero di studenti che si iscrive, diciamo, si è abbassato di molto e secondo si è pensato che magari il numero chiuso abbia scoraggiato poi eventuali iscrizioni, anche perché, come dicevo, la bioinformatica è qualcosa che non si ha ancora piena conoscenza di cosa sia, consapevolezza di cosa sia, quindi magari può spaventare un corso, diciamo, in una scienza nuova.
E da un paio di anni abbiamo riaperto il corso di laurea, però ancora queste statistiche non mi sentirei proprio di farle perché, diciamo, è troppo poco ancora il tempo. Diciamo che chi è motivato e sa e vuole andare avanti sicuramente non ha problemi nel farlo. Perfetto. Abbiamo ancora qualche minutino, quindi allora, io lo spenderei perché sì. io sono... è la materia del futuro, sì. Vi spiego perché. Io sono laureato in informatica. Ho iniziato a fare ricerca in bioinformatica un po' per caso, quando ancora non esistevano nemmeno le specializzazioni o i master in bioinformatica, ok? Oggi insegno in un corso di laurea, che è il corso di laurea triennale in bioinformatica, faccio ricerca in questo settore perché io sono un ricercatore principalmente, ed inizio da qualche anno ho a che fare con i ragazzi che si sono laureati in bioinformatica. Beh, io devo dire che questi ragazzi in alcune situazioni ne sanno molto più di me. Perché ne sanno molto più di me? Ma perché la formazione di base è stata diversa. Quindi pensare di iscriversi a informatica per poi fare il master, sì, se io voglio fare l'informatico va bene, però pensate pure che la laurea triennale è comunque quella che vi dà la forma mentis di partenza. Ok? E io vedo che effettivamente i ragazzi laureati in bioinformatica, se quello è il lavoro che vogliono fare, hanno sempre una marcia in più rispetto agli altri. E poi, per carità, uno può colmare le proprie lacune, come ho fatto io, per esempio, no? Proprio di base è sempre qualcosa in più, diciamo, rispetto agli altri. Devo dire un sacco di ottime domande oggi, sono molto contenta della vostra partecipazione e quindi fate pure, c'è ancora un minutino, un paio di minuti insomma, ed eventualmente come dicevo prima potete continuare a fare domande nel box di qualsiasi tipo e vi risponderemo in forma scritta, se sono relative a bioinformatica. Come potete vedere abbiamo il personale docente amministrativo abbastanza giovane, quindi siamo qua per voi e per rispondere proprio alle vostre esigenze. Non so se avete già detto che le di laurea sono tutti qua nello stesso dipartimento, quindi le aule sì. piuttosto che... Beh sì, nel senso essendo afferenti al dipartimento di informatica sono bene o male tutte nello stesso dipartimento, esatto, a livello logistico. Ad ogni modo, come dicevo prima, in una delle risposte fornite ho lasciato il link alla pagina dove verrà pubblicato l'orario, con calma, nel senso che adesso siamo a luglio, quindi l'orario non è ancora definito, anzi, solitamente viene pubblicato il mese precedente all'inizio delle lezioni, quindi nel mese di settembre, non so dire adesso precisamente quando, però nel mese di settembre, insomma nella seconda metà di settembre sarà sicuramente disponibile l'orario delle lezioni, ci sarà la dislocazione delle aule che verranno assegnate a ogni corso di studio, a ogni gruppo di studenti, quindi anche lì potrete tranquillamente verificare anche il dipartimento, venire a vederlo, eccetera, eccetera, insomma. Direi che è giunta l'ora di passare la parola alla professoressa Francesca Mantese per quanto riguarda il corso di laurea triennale in matematica applicata. Quindi grazie mille professor Bonnici per l'intervento assolutamente illuminante e professoressa, prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non so, spero mi sentite? Sì? Sì, assolutamente. Ok, allora condivido lo schermo. Ok. Ok. Ok, vedete? Sì. Benissimo. Tutto bene.
Allora vi do il benvenuto a nome anche di tutti i miei colleghi del corso di laurea in matematica applicata del nostro dipartimento e farò una presentazione relativamente breve, spero, cercando di darvi più che i dettagli tecnici del corso, di come è strutturato. Vorrei insistere più che altro sulle motivazioni del perché studiare matematica e perché studiare matematica applicata a Verona. E il mio intervento sarà poi seguito anche da la presenza, da interventi in presenza di alcuni studenti attuali del nostro corso di laurea che spero possano eventualmente portare in maniera costruttiva anche la loro esperienza di attuali studenti. Anche dal fatto della loro presenza spero sarà chiaro come noi ci teniamo davvero tanto ad avere uno scambio costruttivo con i nostri studenti e veramente cerchiamo di coinvolgerli il più possibile nella buona gestione del nostro corso di laurea. Ok, quindi veniamo a noi. Il corso appunto è un corso di laurea in matematica applicata, si tiene presso il Dipartimento di Informatica, ma c'è anche il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Economiche. Sarà chiaro durante la mia spiegazione perché. Ecco, allora vorrei cominciare con questa citazione di Galileo che dice che la matematica è un linguaggio universale. Un linguaggio universale, certo, sostanzialmente tutta la natura è scritta in linguaggio matematico, si tratta di decifrare questo linguaggio e di riuscire a usare questo linguaggio per descrivere i fenomeni naturali e per cercare anche di risolvere problemi concreti. La matematica non è solo questo, la matematica è tantissimo, è difficile dire in una presentazione cos'è la matematica e perché studiare matematica, anche perché venite da una scuola superiore dove probabilmente avete già una vostra idea che è abbastanza lontana da quella che è poi davvero quello che si fa in un corso di laurea in matematica, ma non perché la vostra idea sia sbagliata, perché comunque quando arrivate dalle scuole superiori avete una visione limitata. La matematica, quella che si fa all'università, per quel che mi riguarda, è soprattutto una grandissima passione, una grandissima sfida con se stessi, una grandissima sfida nei confronti della propria conoscenza, è un continuo mettersi in gioco per cercare di capire, risolvere, andare avanti, trovare un ostacolo, risolverlo, superarlo. Quindi è una materia sicuramente di tanta passione e molto stimolante. E detto questo è comunque una materia che sta alla base dello studio di tutte le altre scienze. È impossibile al giorno d'oggi fare della buona scienza senza avere delle solide basi matematiche. Per esempio, giusto per darvi un'idea, l'anno scorso, in pieno lockdown ad aprile del 2020, abbiamo organizzato nel nostro dipartimento un workshop telematico dove il tema era studiare i modelli matematici che servono per capire la gestione epidemiologica che l'anno scorso, ma anche adesso, è estremamente molto attuale. Quindi davvero la matematica può essere applicata in tantissimi ambiti, in tantissime scienze e può essere, che ne so, adesso in ambito epidemiologico, per le previsioni del tempo, abbiamo dei colleghi che si occupano di modelli per la meteorologia, modelli per la biologia, per la dinamica delle popolazioni, le cose più disparate che vi possono venire in mente. Cosa comuna tutto questo? Veramente il rigore in un linguaggio, in un approccio che consiste nel prendere un problema, lo studio in maniera rigorosa, cerco di capire quali sono le equazioni, le leggi che regolano il fenomeno e poi lo vado a studiare con gli strumenti matematici sofisticati che andrò a imparare. Questo è quello che fa, diciamo, un matematico, anche se poi non è che nella vita uno dice che cosa vai a fare, faccio il matematico. È difficile spiegare che cos'è un matematico, perché tipicamente il matematico è una persona che ha gli strumenti, ha la testa, ha la formazione, ha la capacità per entrare nei vari ambiti lavorativi e con le proprie competenze risolverle nelle maniere più diverse in base a qual è la sua collocazione. E infatti questo è uno dei punti che mi preme
su cui mi preme insistere fin da subito, perché uno dei luoghi comuni che spesso mi trovo a dover affrontare facendo anche orientamento, facendo gli open day, parlando spesso anche con le famiglie degli studenti interessati, è ok, studio matematica, ma dopo cosa vado a fare? Beh, vabbè, un matematico poi, uno fa matematica e poi va solo a insegnare. Ecco, questo è un luogo comune che secondo me va sfatato, perché non è vero, il matematico è una persona, è uno studioso, uno scienziato in grado di fare tantissime cose. C'è stata una campagna nel 2018, vi riporto qua alcuni articoli promossa da Sole 24 Ore, sostanzialmente mirata a promuovere lo studio delle materie scientifiche e in particolare della matematica a livello universitario, perché ci si è accorti che sostanzialmente il mondo delle aziende ha bisogno di matematici, ma non è abbastanza. Quindi ecco, ci sono 2 o 3 articoli tutti simili. Questo, il matematico, uno che sa imparare, che comincia dicendo: finalmente in Italia aumentano i laureati in matematica più che raddoppiati, e poi parla, poi vi lascerò le slide, del bisogno dell'industria di assumere matematici. Poi un altro, il matematico trova lavoro in azienda, ecco qua, comincia, vuoi fare matematica? Beh, allora ti piace insegnare. Ecco, non è vero. Se guardate l'articolo, se avrete tempo di leggervi le slide che poi metterò in rete, si vede come i matematici sono presenti in tantissime aziende che magari voi neanche vi aspettate, che ne so, come vedete qua, un ex normalista in Google, uno che fa in beretta, che fa armi, certo non è un esempio particolarmente costruttivo, ma che ne so, c'è una nostra studentessa che è andata a lavorare in un'azienda che disegna giostre e fa le montagne russe che poi trovate a Gardaland, per dire. Quindi ecco, questi ambiti molto diversi, ma perché? Perché come dicevo prima, quello che è apprezzato di un matematico è avere queste basi rigorose, solide, molto solide, e la capacità di entrare nel problema, capirlo, studiarlo e risolverlo. Perché? Perché gli strumenti alla base ci sono tutti forti e potenti. Poi sarà l'azienda che in base al tipo di lavoro che vi vuole far fare vi formerà per, ok, il tuo è un problema di montagne russe, vai a studiarti la geometria delle montagne russe, il tuo è un problema di fenomeni atmosferici, vai a studiarti la dinamica dei fluidi, dei gas che regolano l'atmosfera. Dopo, quello che è importante, ripeto, è che il matematico queste cose le sa fare e le sa applicare e sviluppare. Ecco il terzo articolo sulla stessa linea, perché ora le aziende assumono i matematici. Insomma, vi fa riflettere che ci sia stata 3 anni fa questo grosso investimento da parte anche del mondo aziendale per promuovere le lauree in matematica. Ne sono molto orgogliosa perché finalmente si è capito anche proprio a livello pubblico il grosso valore di queste lauree. E come ultima slide così chiacchierata iniziale, vorrei anche parlarvi di questo matematico famoso italiano, si chiama Alessio Figalli, è un matematico che ha circa 40 anni, che nel 2018 ha vinto la medaglia Fields, che è un premio prestigiosissimo internazionale, mondiale per i matematici, diciamo un analogo del Nobel, che non viene dato per la matematica, e c'è questa medaglia Fields. Molto giovane, italiano, ha studiato a Roma e in quegli anni, non so se magari vi è capitato di vederlo, ha rilasciato varie interviste tra il 2018, 2019 e 2017. Queste interviste erano tutte più o meno, dicevano questo, come dicevo io, la passione della matematica, il coinvolgimento, una materia che ti coinvolge tantissimo, è una materia che ha una bellezza intrinseca che finché non ci entri dentro fai fatica a capire quando ne sei dentro, ne sei invaso, insomma dice tante cose molto belle, ma dice anche 2 cose che ci tengo a sottolineare in questo Open Day. Uno, lui viene da un liceo classico e una cosa importante è, da qualsiasi scuola voi veniate, non è vero che per fare matematica bisogna aver fatto un liceo scientifico. L'importante per iscriversi a un corso di laurea in matematica è avere un metodo, sapere che è una materia che richiede uno studio profondo e sistematico, avere un metodo, avere curiosità, interesse, passione e costanza. Questo sì.
ma che veniate da un liceo scientifico, che veniate da un liceo classico, come per esempio questo Figale, che veniate da altre scuole superiori, se avete delle buone basi, nel giro del primo mese il livello è uguale per tutti. Forse ve lo potranno confermare anche gli studenti che interverranno dopo. Dopo il primo mese sostanzialmente il livello è parificato, d'accordo? Quindi se avete passione e entusiasmo, non lasciatevi, non fatevi venire dubbi se venite da scuole che non sono un liceo scientifico. L'altra cosa che Figali dice è la matematica non è vero, un altro luogo comune, come in generale per le scienze, che è una cosa da maschi. Le ragazze hanno degli ottimi risultati in matematica, assolutamente pari ai colleghi maschi, quindi la matematica non è una roba solo da maschi, è una roba per tutti. Le ragazze hanno tantissimo da dare, hanno anche loro una grinta, un entusiasmo, per cui per noi sono una risorsa importantissima. E anche testimonianza mia, che comunque da tanti anni che faccio questo lavoro, che sono il dipartimento, è anche un ambiente in cui davvero nessuno guarda chi sei, come sei, eccetera, guarda quello che fai, gli interessa quello che tu puoi portare, e in questo senso mi sento di dire che è un ambiente assolutamente accogliente per tutti. Ok, concludo con questa slide un po' datata, ma insomma anche abbastanza divertente, del Wall Street Journal del 2014, che metteva tra i 10 lavori più pagati negli Stati Uniti nel 2014 al primo posto i matematici. Ecco, anche questa è una cosa un po' che non ti aspetteresti. Adesso magari non è il primo, sarà il terzo, sarà il quarto, vabbè, non è così importante l'ordine, ma è solo una volta in più per insistere su come la laurea in matematica sia un investimento per il vostro futuro importantissimo. Quindi la vedo davvero come un investimento per la vostra carriera, che scegliate di farla a Verona, che scegliate di farla a Padova, a Trento, non importa, ma un corso di laurea in matematica, dal mio punto di vista, è davvero un ottimo investimento per la vostra formazione e per la vostra carriera. Ok, veniamo adesso a noi, quindi perché matematica applicata e a Verona? Allora, intanto va detto che a Verona c'è un corso di laurea in matematica applicata, è diverso da quello che c'è in giro a Padova, a Trento c'è la laurea in matematica, poi ci sono degli indirizzi magari applicativi. Il nostro nasce fin da subito come una laurea in matematica applicata. E quindi in cosa si differenzia? Certo, c'è fin da subito una solida preparazione di base in quelle che sono i classici esami dei primi anni, analisi, algebra lineare, geometria, probabilità, ma poi c'è subito un'attenzione particolare alle applicazioni, che vanno in due ambiti. C'è un percorso applicato all'economia e alla finanza, e invece un percorso più modellistico, computazionale, che nasce più da un'intersezione tra matematica, statistica, analisi numerica, economia, diciamo più applicato alle altre scienze. E due parole sul perché questo percorso economico-finanziario in qualche modo ci caratterizza. Perché quando è nato il nostro corso di laurea, ormai 15 anni fa, è nato da un'idea congiunta con i colleghi di economia, che negli anni si erano resi conto di non avere più studenti con una buona base matematica capaci di affrontare le sfide economiche e finanziarie che negli anni sono diventate sempre più complicate e sempre più complesse. Quindi è nata in collaborazione con i colleghi di economia l'idea di fare un corso di base in matematica con un indirizzo applicativo economico-finanziario, dove i colleghi di economia entrano in gioco in prima persona e fanno corsi di tipo economico, per poter dare in qualche modo degli strumenti formati con ottime basi matematiche, che poi possono buttarsi in ambito economico-finanziario. Quindi questo è stato un ottimo investimento, un'ottima intuizione, perché obiettivamente, se guardate negli ultimi 15-20 anni, il mondo della finanza ha avuto uno sviluppo fortissimo, e anche eventi, magari voi siete troppo giovani per ricordarvi, alcuni crack finanziari di anni fa hanno fatto vedere come
senza dei modelli matematici seri non si può fare della buona finanza. Quindi ecco, è stato un percorso nuovo, ma che è andato fin da subito molto bene e lo continuiamo a riproporre per questi motivi. E come dicevo prima, comunque c'è questo percorso, c'è il percorso, diciamo, della matematica applicata alle altre scienze, e anche se non c'è scritto qua, resta comunque una laurea in matematica. Io per esempio ho una formazione in matematica pura, sono una matematica che si occupa di matematica pura, fa ricerca in matematica, ma mi trovo bene, ho sempre degli studenti anche interessati invece alla matematica pura, che poi magari continuano con una magistrale generale, astratta, in ambiti più astratti. Quindi è veramente un percorso molto fluido in cui si possono trovare risposte ai vari gusti. E l'altra cosa che volevo dire, se siete indecisi su cosa scegliere anche in laurea di tipo matematico, il punto di forza di una laurea di questo tipo di matematica applicata, a mio avviso, è questo. Uno arriva e non sa bene cosa fare, ha degli interessi, delle passioni, delle curiosità, ma anche tanti dubbi. Questa triennale matematica applicata lascia spazio per capire, ok, mi piace la matematica, ma non so bene dove buttarmi, lascia spazio in 3 anni per capire quali sono i vostri interessi e dove direzionarli. Faccio un esempio, uno dice mi iscrivo, poi capisco che sono più portato per l'economia, vado a fare una magistrale in economia. Mi iscrivo, capisco che sono più portato per la matematica pura, vado a fare matematica pura. Mi iscrivo, capisco che mi piace l'analisi numerica, vado a fare una magistrale di quel tipo lì. Quindi è un corso in cui noi crediamo tanto, anche per questa possibilità che vi dà di essere molto flessibili anche per il vostro futuro. E in cosa è caratterizzato il corso? Ok, tante cose le ho già dette. Ecco, è davvero caratterizzato in questa possibilità per lo studente di scegliere vari percorsi diversi. C'è questo percorso orientamento economico-finanziario, abbastanza finalizzato all'accesso a professioni di tipo finanziario assicurativo, oppure si può proseguire in una laurea magistrale, come dicevo prima, che può essere una laurea magistrale in mathematics, quella che offriamo noi nel nostro dipartimento, con il percorso finanza matematica, oppure nella laurea magistrale in banca e finanza, offerta economia sempre del nostro Ateneo, nel curriculum finanza quantitativa. Quindi diciamo percorso economico-finanziario, poi cosa si fa? O si va a lavorare in ambito finanziario assicurativo, o si fa una magistrale in mathematics, o una magistrale in ambito economico. Invece, per chi non è interessato al percorso economico-finanziario, qual è il valore forte del nostro corso di laurea? C'è tanta enfasi nella preparazione di tipo modellistico, numerico-algoritmico, informatico, quindi molti laboratori, esperimenti numerici, possibilità di avere stage aziendali dove si mette veramente in pratica cosa vuol dire fare questi modelli e risolverli e avanti così. E collegato a questo, come vi dicevo prima, questo indirizzo modellistico meno legato alla finanza e all'economia ha come sbocco l'applicazione verso modelli matematici per altre scienze, quindi scienze biologiche, biomediche, data science, che adesso è sicuramente un aspetto importantissimo e molto moderno della scienza attuale. E come è strutturato il corso? Ci sono 2 curricula, il curriculum economico-finanziario, il curriculum modellistico, con degli insegnamenti di base comune, analisi, algebra, geometria, come vi dicevo prima. Non si può fare della buona matematica applicata se non si hanno le basi matematiche solide, che sono esattamente queste. Okay? Sono gli stessi esami di base che trovate in un qualsiasi corso di laurea in matematica, che andate a Trento, che andate a Padova, a Bologna, dove volete. Le basi queste sono. Poi appunto ci si differenzia con il curriculum economico-finanziario, dove ci sono esami di questo tipo, microeconomia, macroeconomia, econometria, matematica finanziaria, molti di questi sono tenuti dai colleghi di economia. E poi invece c'è il curriculum modellistico computazionale,
dove ci sono esami di questo tipo qua, per esempio metodi matematici per la biologia, dinamica dei fluidi, sistemi dinamici e cose del genere. Ecco, ambiti occupazionali, poi concludo. Qua vanno spese 2 parole con calma. Allora, certo, dopo una triennale in matematica ci sono studenti che trovano subito occupazione, se vogliono, in aziende di software, in aziende di assicurazioni, se uno ha fatto l'economico finanziario, però va detto che uno sbocco molto naturale è fare una laurea magistrale. Perché? Non perché sei obbligato, perché con una triennale matematica applicata si trova lavoro, ma con grande soddisfazione posso dire che mediamente uno studente che fa 3 anni di matematica, se è veramente quello che gli interessa fare, è una materia che ti appassiona così tanto, che ti entusiasma, che è veramente naturale proseguire con un percorso di tipo magistrale, sia per il lavoro futuro che uno può ambire a fare, ma anche per coltivare questa passione e continuare con il proprio percorso culturale che si è scelto. Quindi, che tipo di laurea magistrale si possono fare dopo questa triennale? Allora c'è la laurea magistrale in matematica, che è in inglese, offerta dal nostro dipartimento, che ha vari percorsi, il percorso matematico finanziario, oppure il percorso più applicativo di matematica industriale. Siamo parte di un consorzio europeo, si chiama Consorzio Europeo per la Matematica Industriale, dove ci sono tante competenze di matematica applicata, oppure c'è un percorso anche didattico. Anche qua spendo proprio 2 parole. Il percorso didattico è un percorso che spesso non viene preso in considerazione quando uno studente si iscrive, perché dice, ma vabbè, siamo ancora lontani dal momento in cui dovrò cercarmi un lavoro. Poi l'insegnante di scuola ormai ne ho abbastanza, ho dato, non voglio più sapere. Ma è bello vedere che nel corso di 3 anni di triennale e di 2 anni di magistrale, tantissimi studenti si appassionano all'indirizzo didattico e scelgono di andare a insegnare matematica e fisica alle superiori o alle medie. Perché? Perché come vi ho già detto all'esaurimento, avendo detto che è una materia veramente molto coinvolgente, se a un certo punto senti anche la voglia, l'esigenza e il piacere di comunicarla agli altri, di trasmetterla, e quindi cosa meglio di un lavoro come insegnante per poter trasmettere questa passione e queste curiosità. Quindi questo condito anche dal fatto che insegnanti di matematica ce n'è molto pochi e è una classe di insegnamento molto richiesta, per cui obiettivamente dopo la laurea quasi tutti i nostri studenti trovano da insegnare subito. Ok, altri ambiti occupazionali, dicevo, ci si può accedere alla laurea magistrale in banca e finanza, quella offerta a economia, oppure in data science, offerta presso la nostra università. Oppure, ovviamente, un accesso a una laurea magistrale di tipo matematico presso l'altra università. Spero che ormai vi sia chiaro che in questa nuova dinamica triennale e magistrale, rispetto magari a quello che hanno studiato i vostri genitori, c'è molta più mobilità. Fai la triennale di un certo tipo e poi ti puoi permettere di scegliere la magistrale di altro tipo, o viceversa, d'accordo? Magari uno arriva qua da una magistrale avendo fatto la triennale da un'altra parte. Oppure, se uno decide di fermarsi dopo i 3 anni, può trovare inserimento in gruppi di lavoro presso appunto istituti di finanziarie, compagnie assicurative, oppure settore di ricerca di aziende e industrie. Ultima cosa, l'iscrizione. L'iscrizione è libera, è accesso libero. È prevista una verifica dei saperi minimi dopo l'immatricolazione con modalità descritte nel sito e aggiornate di anno in anno. Per ogni tipo di domanda potete contattare me, io sono Francesca Mantese, come forse non ho detto all'inizio, oppure il professor Giuseppe Mazzuoccolo, che è il referente per la laurea triennale, o il professor Marco Cagliari, che è il presidente del nostro corso di studi. Ecco, detto questo, spero di avervi dato un quadro generale di quello che è il nostro corso di laurea.
Ripeto, per scelta ho cercato di darvi idee, sensazioni, intuizioni più che dettaglio, e spero di aver suscitato perlomeno delle curiosità, e se avete domande, curiosità di qualsiasi tipo, scrivete. E lascerei invece la parola agli studenti attuali del nostro corso, che sono presenti per dare anche un loro contributo. E non so, Karin, se puoi dare la parola direttamente a loro. Sì, assolutamente, possono tranquillamente intervenire adesso quelli che preferiscono, insomma, nell'ordine davvero che preferiscono. Ecco, allora vi presentate. Comincia tu, Sara. Salve a tutti, ciao, io sono Sara Vesani, la prossima settimana mi laureerò in matematica applicata triennale e volevo riportarvi un po' la mia esperienza. Innanzitutto io vengo dal liceo scientifico, che può essere la cosa più normale, puoi scegliere matematica, ma in realtà, come vedrete dopo, i 3 studenti che parleranno vengono da scuole tutte diverse. Questa università, a parer mio, offre veramente una buona conoscenza sia della matematica più pura, e quindi più teorica, ma anche dà la possibilità di applicare tutti i concetti studiati, quindi per quello si chiama matematica applicata. L'applicazione, a parer mio, si vede anche e soprattutto tramite la programmazione. Infatti c'è anche un preponderante aspetto informatico in questo corso, quindi si lavorerà proprio a mano con i codici. Io personalmente ho scelto il percorso economico-finanziario perché, venendo dal liceo scientifico, non avevo proprio nessuna base economica, e quindi nel mondo attuale mi sembrava comunque opportuno avere delle basi economiche, e la scelta che ho fatto comunque alla fine mi è piaciuta, anche perché sono riuscita poi a integrare con dei corsi a scelta presi dall'altro percorso. Quindi alla fine io personalmente posso dire di averli un po' compiuti entrambi. Per intraprendere questo percorso in matematica applicata, secondo me, come ha detto anche la professoressa, serve molta costanza e motivazione. Infatti i problemi vengono veramente studiati in maniera rigorosa e l'obiettivo è proprio capirli profondamente. Quindi è una sfida con se stessi e emerge molto la passione per questa materia, che sta alla base poi, secondo me, di tutte le altre scienze. Una cosa molto importante è che, essendo comunque in pochi, in generale, in questo corso, i professori sono veramente molto disponibili per qualsiasi dubbio, per qualsiasi richiesta, per qualsiasi aiuto. Io ho sempre chiesto e ho ricevuto risposte praticamente immediate e aiuti di ogni genere. Quindi questo aspetto, secondo me, è molto importante. Inoltre, per riprendere l'aspetto di cosa fare dopo, io personalmente attualmente non ho idea di fare la professoressa, quindi un'ulteriore prova per il fatto che non è vero che studiando matematica poi necessariamente si debba insegnare. Io personalmente appunto preferisco andare poi in un'azienda e quindi fare cose più applicate. Per qualsiasi domanda più specifica, dubbio, anche per parlare magari non con una professoressa ma con una studentessa, io sono disponibile a rispondere a qualsiasi domanda, e questa è stata la mia esperienza, veramente molto positiva, e la mia passione per la matematica è veramente riuscita ad emergere in questi 3 anni. Adesso lascio la parola ad altri compagni. Se vuole intervenire Davide o Dennis, insomma, quelli che preferite. Io vi vedo così in ordine, quindi per me, dopo Sara, c'è Davide che è un po' una gara, quindi andiamo in ordine così. Fai tu, Davide, o... Come vuoi. Vai, ti vedo Uguale. lanciato, Dennis. Vabbè, la faccio io, dai. Ciao a tutti, io sono Dennis Modesti, io ho fatto l'istituto tecnico, quindi appunto neanche un liceo, e mi sono trovato molto bene all'università. È un corso, allora, come ha detto Sara, c'è molto utilizzo di computer, a me personalmente è proprio piaciuto anche per quello. Un corso di matematica pura
non l'avrei trovato a mio agio in quel caso lì. E per questo consiglio anche a chi vorrà partecipare di iniziare a prendere mano, perché c'è veramente bisogno anche nei vari corsi, e senza magari saper scrivere si impara anche durante i corsi, però bisogna non aver paura del computer, di cosa si può scrivere e quant'altro. Anche dal livello teorico comunque si esplora veramente in modo molto più profondo le varie materie. Io personalmente ho fatto i vari corsi, c'era per esempio algebra lineare con la professoressa Mantese e anche algebra astratta. Entrambi sono corsi in cui si fa solo, diciamo, parte teorica, però mi sono veramente anche piaciuti, ed è veramente impressionante anche quanto sono andati in profondità, perché a volte parlo anche con studenti che vengono da altre università, anche da altri paesi, che mi dicono che fanno per esempio matematica pura e vengono sorpresi da quanto so anche in temi, faccio l'esempio tipo teoria di Galois, che molti darebbero per scontato non venga per niente fatta in matematica applicata. Però quelle sono cose che verranno scoperte nel tempo. Io vedo anche dal punto di vista pratico molto vantaggio nel fare matematica rispetto anche a materie che abbiamo in università come magari informatica, anche negli stessi ambiti. Per esempio, io adesso mi sto interessando molto di intelligenza artificiale, vedo come in tantissimi paper c'è un bisogno veramente fondamentale nel capire anche algebra lineare a livelli abbastanza alti, almeno scoperti anche dai nostri corsi, quindi già con la triennale riesco a capire molto più di quello che riescono a capire magari chi ha fatto solo qualche computer science anche in giro per il mondo, e quindi ci sono anche ambiti che quando mi sono iscritto neanche sapevo esistessero, e al giorno d'oggi, dopo solo 3 anni, vedo già che hanno un impatto enorme anche su cose, cioè persino le telecamere dei cellulari prima non avevano nessuna componente di intelligenza artificiale, oggi sì. Quindi anche su cose, per esempio parlavo anche con un professore, persino nel campo medico ci sono algoritmi di immagine sulle medicine che senza una conoscenza di matematica, senza una conoscenza astratta che offre il corso, non vengono capiti da chi magari fa solo ingegneria, anche da quell'ambito. Non togliendo niente anche da quei campi, perché appunto a me piace anche informatica, ho visto anche corsi di ingegneria, di fisica, secondo me matematica applicata è uno dei corsi che va più in profondità sulle materie, quindi vengono trattate in modo proprio, però permette ancora di spostarsi su qualsiasi altro ambito. E per questo secondo me è stata una gran scelta fare matematica rispetto ad informatica personalmente, perché io avevo anche quello come dubbio quando volevo iscrivermi, però sono ancora aperto, ho tantissime possibilità, adesso che sto finendo la triennale, penso che andrò a fare magistrale qua a Verona, però nulla toglierebbe di poterla fare anche altrove o trovare anche lavoro subito, quindi io consiglio molto questa scelta qui e sono aperto per qualsiasi domanda, anche dal punto di vista pratico, anche proprio chiedere, perché appunto come diceva la professoressa, sapere cos'è alle superiori la matematica sembra tutta un'altra idea da quella che è all'università, quanto si va in profondità, quanto si capisce il concetto, è una cosa veramente difficile da capire anche per chi si interessa molto di matematica. Quindi io con questo concludo e lascio la parola agli altri. Vado io allora. Buongiorno a tutti, io sono Davide Camponogara e anch'io sono al 3° anno di matematica applicata qua a Verona e tra un po' dovrei laurearmi. Anch'io come Dennis non ho fatto il liceo scientifico, ma ho fatto un istituto tecnico e ho studiato informatica all'istituto tecnico. E questo non è stato assolutamente uno svantaggio perché, come vi hanno già detto tutti, dopo un paio di settimane si arriva tutti allo stesso livello,
Anzi, forse l'aver fatto informatica per me è stato un vantaggio perché, come ha detto Dennis, l'ambito applicativo della matematica più che altro si svolge al computer, quindi si fanno esercitazioni, eccetera, scrivendo codici. Quindi il background informatico mi è stato d'aiuto, anche se davvero anche su questo non avrete problemi da qualsiasi scuola voi veniate, perché comunque ci saranno professori che vi seguono e poi anche molti tutor che soprattutto in queste materie un po' più applicate ci sono altri studenti dei corsi cioè più avanti nella carriera universitaria che vi vengono in aiuto e vi assistono. Perché scegliere matematica? Secondo me la cosa più importante è la curiosità, perché come vi è già stato detto anche dalla professoressa, qua a Verona si toccano un sacco di ambiti della matematica, perché davvero anche io quando mi sono iscritto non avevo ben presente quanto fosse vasta la matematica e davvero è completamente diversa da quella che si fa alle superiori, nel senso che quello che si fa alle superiori è il giusto background che serve poi per avere un po' di capacità di districarsi all'università, però davvero quello che serve è la curiosità, perché si farà parte teorica, parte applicata, ma davvero nulla vi peserà se siete curiosi, perché in teoria negli aspetti più teorici scoprite vari aspetti, cose legami anche in ambiti che non avreste mai pensato, e poi davvero sarà un piacere fare esercizi e applicarli, perché in certi corsi più, in certi corsi meno, ma proprio riuscite a dare un risvolto un po' più concreto, sempre per quanto possa essere concreto, diciamo, finché non si va a lavorare in azienda o non si va a fare ricerca. Ecco, quindi di sicuro l'informatica sarà presente comunque in questo corso di laurea e davvero poi, come diceva la professoressa, apre un sacco di porte. Quindi l'importante è che ci sia la curiosità e la voglia di mettersi in gioco, perché il fare esercizi e laboratori davvero, se è preso come una sfida, un gioco, risulta solo che piacevole. Ecco, quindi io passerei la parola a Giovanni. Buongiorno a tutti, ciao, mi chiamo Giovanni, sono al terzo anno di matematica applicata. Io vengo da Trento, quindi sono fuori sede. Se qualcuno ha anche qualche domanda rispetto a questa cosa, posso darvi qualche dritta sui fuori sede. La domanda che mi fanno tutti è: perché non fai matematica a Trento? E la risposta è che non sono passato al test, tra l'altro di 1,5 punti, però è andata così. Poi tra l'altro hanno confermato tutti il loro posto, quindi ho scoperto matematica applicata un po' per caso, e forse è stata questa anche la cosa bella di Verona. L'ho scoperta per caso e sono contento di averla scoperta. La sceglierei adesso se l'avessi conosciuta prima. Ho fatto il liceo classico e mi sono appassionato alla matematica, soprattutto perché non mi veniva data conoscenza di quello che volevo, cioè mi veniva data la formula e non come era stata ricavata o quello che c'era dietro come ragionamento. E questa fame di conoscenza, di sapere, mi ha portato ad iscrivermi a matematica, tra l'altro con un sacco di pensieri per la testa, i genitori che mi dicevano non ce la farai, vieni dal classico, cosa vai a fare matematica? Oppure sicuramente andrai a insegnare, quello che dicono tutti, insomma, come diceva la professoressa prima. Oppure anche non avrai tempo di fare altre cose che ti piacciono. Questa è un'altra frase che si dice spesso a quelli che vanno a fare matematica. Ma io sono un musicista, forse si vede dalla chitarra, e settimana prossima mi laureo con una tesi sull'applicazione della musica alla matematica, quindi vedete che anche se avete passioni oltre alla matematica, perché anche la matematica è una grande passione, ci sta tutto.
Sì, al liceo la frase che sentivo più spesso è: non avete ancora gli strumenti per capire quello che c'è dietro alla formula, quindi io ve la do e voi usatela. Ecco, quello che mi è piaciuto molto di questa università è che dà degli strumenti effettivi che si possono usare. Un po' come quando bisogna risolvere un problema e bisogna scegliere da che punto di vista guardarlo, che cosa usare. Ecco, la matematica dà proprio degli strumenti effettivi che si possono utilizzare. L'applicazione della matematica sia su varie materie come la biologia, la medicina anche, e l'economia. Non so se si è molto parlato dei due curriculum, quello economico sicuramente Sara ha detto qualcosa, di quello modellistico computazionale si vede l'applicazione soprattutto alla biologia, con dei modelli anche statistici su vari ambiti della biologia, e si fa anche analisi 3. Ecco, non so se sapevate l'esistenza di analisi 3, io no fino a quest'anno. Esiste anche analisi 3, è analisi con i numeri complessi. Tra l'altro io come tesina di maturità avevo portato un incrocio tra filosofia e matematica sui numeri complessi, e era stato molto apprezzato, quindi ecco, lo vedrete anche insomma ampiamente nei corsi successivi, tra l'altro anche nel corso di algebra lineare della professoressa Mantese. Niente, il corso è molto bello anche per i compagni che ci sono. Io ho frequentato 2 settimane di matematica a Trento per vedere un po' com'era, ma devo dire che il gruppo a Verona è molto, molto unito e solidale anche. Ci siamo aiutati molto tra compagni nell'affrontare questi 3 anni. Ecco, no, l'ultima cosa che volevo dire, magari provenire da un liceo che non sia quello scientifico dà molto stupore poi quando si vedono cose matematiche che non si era visto prima. Ad esempio, io mi ricordo che non ho mai visto le matrici, probabilmente voi le avete già viste al liceo se avete fatto il liceo scientifico, ma quando la professoressa Mantese ha cominciato a fare magie con queste matrici mi sono proprio emozionata, ho detto cavolo, questo è proprio bello, perché non l'ho visto prima, e poi soprattutto sono cose che si usano tutti i giorni se andrete a fare matematica. Bene, ringrazio anche gli studenti davvero per le loro testimonianze, mi fa piacere che siamo un po' tutti sulla stessa linea, sicuramente viene fuori che siamo un po' pazzi, che dici no, ci piace fare gli esercizi, ci piace avere questa sfida continua con noi stessi, però veramente se accetterete questa sfida, avete un po' di passione, i futuri studenti vedrete che sarete dei nostri. Comunque per ogni domanda davvero non esitate. Io ci tengo veramente a ringraziare gli studenti e le studentesse, o la studentessa che hanno partecipato, perché a me personalmente mi ha fatto voglia di rimatricolarmi, perché insomma io ho fatto lo scientifico e devo dire che anche allo scientifico non è detto che tu abbia chissà che infarinatura di matematica, dipende ovviamente dal tipo di curriculum che scegli anche allo scientifico, che adesso c'è un sacco di scelta, però devo dire che se avessi avuto qualche dubbio e avessi ascoltato questa presentazione, io probabilmente ci avrei provato con matematica, perché insomma bisogna sempre dare una seconda possibilità anche alle materie che durante le superiori sono sembrate ostiche, perché dipende sempre anche o l'insegnamento o comunque all'approccio che uno dà. Se ci sono domande, sono sicura che i nostri cari colleghi volentierissimo risponderanno. E una domanda di tipo organizzativo: le lezioni si svolgeranno in DAD o in presenza? Allora, il Senato ha di recente definito che si cercherà di garantire il più possibile la presenza a tutti gli studenti, specie ovviamente alle matricole, ecco, che sono quelli più, diciamo, non dico favoriti, però sono le persone
che hanno più bisogno di entrare nell'ambito universitario, nell'ambiente, per prendere, insomma, per toccare con mano quello che succede in università. Pertanto sicuramente la presenza, ma so per certo che verranno rese disponibili le registrazioni delle lezioni per un tempo relativamente limitato, nel senso che l'Ateneo chiede almeno un mese di disponibilità delle registrazioni delle lezioni. Pertanto non c'è per il momento la DAD, c'è la presenza, eventualmente la registrazione indifferita. A questo proposito voglio solo aggiungere che ci siamo resi conto durante quest'anno e mezzo di tante cose, di quanto la presenza sia essenziale per noi, perché è impossibile fare matematica senza una lavagna, senza avere gli studenti davanti che li vedi negli occhi e vedi se capiscono quello che stai dicendo. E quindi noi siamo veramente fautori della presenza più possibile. Contemporaneamente ci saremmo resi conto come avere le lezioni registrate a disposizione sia una grandissima risorsa per gli studenti, che chi è fuori sede, chi non può venire, chi ha un problema, chi lavora, chiaramente è agevolato, quindi stiamo cercando in qualche modo di andare incontro alle esigenze didattiche e degli studenti con la presenza, ma cercando di mettere il più possibile a disposizione le lezioni anche registrate. Sì, poi relativamente alle presentazioni di ieri, specialmente per la magistrale di matematica, quindi Mathematics, so che comunque durante la pandemia quello che è stato fatto per la didattica a distanza è stato molto molto d'aiuto agli studenti e alle studentesse, che si sono trovate veramente molto bene, anche per le soluzioni didattiche che sono state trovate. Quindi ecco, se dovesse esserci la necessità, speriamo di no, di tornare a una completa distanza o comunque parziale, bisogna dire che insomma la nostra area di scienza e ingegneria si è prodigata per rendere il passaggio il più, diciamo, smooth, il più, diciamo, leggero possibile, ecco, più facile per tutti. Quindi, però ecco, ovviamente venire in presenza all'università ti dà un'esperienza che la DAD non ti dà, ti aiuta a fare gruppo, ti aiuta a fare nuove amicizie, a entrare in contatto anche con i docenti, che insomma sono delle persone anche loro e sono molto contenti, ecco, di entrare in contatto con gli studenti. Sì, il corso è in Borgo Roma, nel Dipartimento di Informatica, quindi Strada Le Grazie 15, Cavignal. Perfetto, se non ci sono ulteriori domande che comunque possono essere poste a posteriori durante la prossima presentazione, io ringrazierei tantissimo gli studenti e le studentesse, la studentessa e la professoressa Mantese per l'intervento, e passerei a ingegneria dei sistemi legali, visto che è stata molto richiesta all'inizio, con il professor Fiorini. Quindi grazie mille davvero, utilizzate comunque il box domande e risposte per qualsiasi cosa relativamente a matematica applicata. E professor Fiorini, a lei la parola. Grazie Karin, buongiorno a tutti e spero che siano ancora in ascolto i ragazzi che hanno parlato di matematica. Fa sempre molto piacere sentire questi commenti e l'entusiasmo che hanno portato. Adesso passiamo da giovani che stanno appena finendo a un tizio come sottoscritto che sta anche lui finendo, però andrà in pensione fra poco e quindi diciamo che la prospettiva è diversa. Spero però che insomma il mio background mi permetta di dare di portare un po' di entusiasmo allo stesso livello dei ragazzi che hanno presentato prima e dei colleghi che hanno presentato prima su questa nuova laurea. Allora, vediamo un po' di condividere lo schermo, se lo trovo, eccolo qua. Questo, e dovrebbe essere questo, spero che vediate tutti. Sì, si vede. Benissimo. Allora, innanzitutto spieghiamo cosa c'è in questa prima slide. Come vedete qui ci sono indicati i logo di 3 università, l'Università di Trento, l'Università di Verona, l'Università di Modena e Reggio Emilia, perché questo nuovo corso di laurea è un corso di laurea interateneo che ha dei vantaggi, ha anche qualche svantaggio ovviamente, però ci permette di partire immediatamente con una laurea di ingegneria con delle competenze che non sono al momento presenti qui a Verona. Queste competenze vengono fornite e saranno fornite per un certo numero di anni dai colleghi dell'Università di Trento e di quelli dell'Università di Modena e Reggio.
In fianco a destra vedete tutta una sfilza di logo, di progetti che hanno finanziato la ricerca del mio gruppo negli ultimi, direi, 20 anni, 15 anni, 20 anni, e sono tutti progetti che hanno a che fare con le applicazioni medicali dei sistemi che chiameremo sistemi intelligenti. Anche prima in altri interventi di giovani, di colleghi, si è parlato di sistemi smart. Vedremo che cosa vuol dire, qual è diciamo, la specializzazione di queste parole in questa laurea in particolare. E sotto vedete appunto i programmi europei che ci hanno finanziato dell'FP5, FP6, FP7, Horizon e soprattutto l'IRC, che è il marchio di qualità della ricerca europea, e attualmente ho 2 progetti finanziati. Quindi direi che questo corso di laurea è strettamente, fortemente legato a quelle che sono le nostre attività di ricerca, all'avanguardia, se volete, nel nostro campo. Allora, vediamo come si fa ad andare avanti. Qui, eccolo qua. Allora, il titolo intanto cerchiamo di capire cosa vuol dire. Ingegneria dei sistemi medicali per la persona. Titolo un po' barocco, se volete, un po' complicato, ma abbiamo voluto dare una definizione molto precisa di quello che intendiamo. Quindi innanzitutto ingegneria. Allora, qui avete sentito parlare prima di informatica con la professoressa Mastroeni, poi di bioinformatica, poi di matematica. Cosa si distingue? In cosa si distingue ingegneria da queste altre materie? È che in ingegneria si lavora con le cose, si fanno degli oggetti. Allora, esiste già un corso di ingegneria informatica qui a Verona, infatti il dipartimento si chiama di Scienze e Ingegneria Informatica, ma non esistevano i corsi standard di ingegneria, corsi classici, quindi corsi di meccanica, di scienza dei materiali, di meccanica razionale, di elettrotecnica. Ecco, questi corsi verranno presentati per la prima volta in questa laurea di bioingegneria, ovviamente con il taglio adatto per il campo medicale. Il vantaggio è che seguendo questi corsi uno potrà poi andare anche ad altre facoltà, lauree magistrali, nei vari corsi di ingegneria. Ovviamente a seconda della scelta dei corsi facoltativi che poi vedremo dopo, uno potrà specializzare il proprio corso di laurea triennale, che so, in ingegneria informatica, piuttosto che meccanica, piuttosto che elettrotecnica, materiali, e quindi avrà un ventaglio amplissimo di possibilità. Vedete fra parentesi con piccoli debiti, perché ovviamente questo corso di sistemi medicali ha tutta una componente di anatomia, di fisiologia, di corsi fatti con la facoltà di medicina, che ovviamente non rientrano, che so, in una laurea di ingegneria meccanica tradizionale, quindi ci devono essere delle compensazioni se uno capisse che il suo grande amore è la progettazione dei motori, e quindi a quel punto dovrà aggiungere dei corsi, ma potrà andare alla Motor Valley a Modena. Quindi sistemi. Allora, cos'è la differenza tra questo corso e i corsi di ingegneria, di bioingegneria standard che vengono offerti a Padova, piuttosto che a Bologna, piuttosto che a Milano? Allora, noi vogliamo affrontare il discorso dei sistemi, cioè, spero di farvelo capire in maniera più chiara più avanti. Adesso i dispositivi medicali non sono più delle macchine isolate, non possono più essere delle macchine isolate. Avete visto, abbiamo sofferto tutti in questi ultimi mesi le problematiche dell'epidemia e la necessità che ci sarebbe stata di poter avere un'assistenza domestica, di poter avere sistemi medicali in casa, di poter ridurre il carico sugli ospedali. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i nostri dispositivi di diagnosi, di assistenza, eccetera, dovevano essere collegati in rete, devono poter comunicare, devono poter parlare. L'ospedale non deve essere più le 4 mura che conosciamo, ma deve potersi aprire al territorio, poter raggiungere le case. All'interno dell'ospedale ci sono delle isole di tecnologia che purtroppo sono poco o male collegate con gli altri aspetti di un percorso terapeutico. Quindi ormai il concetto sistemistico di reti medicali, di dispositivi medicali, sia
come immaginate, in un edificio, sia dispositivi indossabili, perché ormai si parla di diagnostica indossabile della persona, sono fondamentali. E quindi, ma questo non rientra, queste cose non rientrano nel bagaglio di un'ingegneria, di una bioingegneria classica, che affronta i dispositivi singoli, i sensori, i modelli degli organi, eccetera, eccetera. Sono a cavallo tra le competenze che abbiamo già in ingegneria informatica qui a Verona e una bioingegneria tradizionale. Quindi cerchiamo di spostare questa cosa, spostare questa competenza nei sistemi medicali verso un concetto integrato di dispositivo medicale. E poi soprattutto con le nostre competenze specifiche in robotica e intelligenza artificiale vedrete cosa vorremmo fare. Medicale ovviamente perché affrontiamo il problema della persona, della cura, della diagnosi, della terapia, dell'assistenza domestica, della riabilitazione, della vita attiva degli anziani, della prevenzione. Ci sono un'infinità di argomenti. Stiamo lavorando molto con l'ospedale qui di Verona, ma gli ospedali anche ovviamente di Modena e di Trento, ma anche con l'ospedale in tutto il territorio, in tutta Europa. Quei progetti europei che avete visto sono sempre stati fatti in collaborazione con ospedali sicuramente in tutta Europa. E quindi c'è da dire che queste tecnologie non sono esclusive, le tecnologie che insegneremo, i metodi che insegneremo in questo corso non sono esclusivi alle applicazioni medicali. Pensate alle automobili con guida autonoma. Noi stiamo sviluppando dei robot che possano fare degli interventi chirurgici autonomi, ma gli stessi concetti si possono applicare per la guida di un'auto in un percorso cittadino. Vedrete che le tecnologie, anche se in una laurea triennale vi daremo soltanto una prima infarinatura su queste tecnologie, vedrete che poi hanno un'applicazione vastissima. E poi l'ultimo punto, che è un po' strano, per la persona. Cosa vuol dire questo? Beh, uno dice, ovviamente fate un sistema medicale, cosa volete curare? Non è veterinaria, quindi non curate dei cavalli. Ecco, sì, è verissimo, non curiamo i cavalli, e il problema però è che molto spesso queste macchine vengono progettate, non dico trascurando le esigenze dei pazienti, ma comunque non tenendole completamente in considerazione. Soprattutto adesso che introduciamo delle macchine, fra virgolette, intelligenti, dei robot che interagiscono fisicamente con le persone, dei dispositivi che hanno delle capacità di risposta che possono essere confuse con i comportamenti di un essere vivente. Allora bisogna cercare di capire come queste nuove tecnologie si inseriscono nella vita normale delle persone, che aspetti sociologici hanno, che aspetti etici. È giusto dare a un anziano un oggetto che assomiglia a una persona e confondergli le idee, già che saranno già confuse di suo, facendogli credere che è una persona mentre invece è una macchina? Dobbiamo ragionare, vi farò vedere degli esempi di questo tipo di ragionamento. Quindi il titolo così complesso, così articolato, è proprio per cercare di mettere in luce tutti questi aspetti, soprattutto il discorso del fatto che parliamo di ingegneria, quindi non solo una chiave di accesso a tutto un mondo di realizzazioni. È chiaro che la differenza tra un matematico, un fisico e un ingegnere è che si va sempre più verso il concreto, sempre più verso la realizzazione pratica delle cose. Può essere interessante. Io avrei voluto fare fisica quando ai miei tempi dovevo decidere come dovete decidere voi, poi parlando con un fisico mi ho detto, ma fa prima ingegneria così almeno capisci le problematiche concrete, e poi sono rimasto in ingegneria. Sistemi, quindi interazione di grossi sistemi, di reti, di dispositivi, che non devono essere grossi, possono essere sensori indossabili, medicali, perché affrontiamo il percorso curativo di una persona, e con attenzione alle problematiche etiche, sociali, anche legali, se volete, dell'utilizzo di questi dispositivi in un percorso di cura di una persona. Questa laurea è una laurea di ingegneria dell'informazione, si chiama laurea L8, perché è uno dei settori di laurea sempre dell'ingegneria dell'informazione. E ha una caratteristica che è sempre stata un po' la caratteristica
informatica e poi ingegneria informatica a Verona, quella di coniugare la capacità di programmazione con la comprensione del mondo fisico. Allora, di solito i mondi di informatica e di ingegneria sono stati storicamente separati. Gli ingegneri di solito, cominciando dal sottoscritto, non sanno programmare molto bene quando escono dall'università, mentre invece gli informatici non capiscono nulla di quello che è il mondo reale. Cioè pensano che i dati rispondano a formule logiche, che siano un bit, mentre invece ci sono tutte delle altre problematiche. Qui a Verona abbiamo sempre puntato il dito, puntato l'attenzione su cercare di coniugare queste due cose. E fin dall'inizio, di quando il Dipartimento è stato fondato, è stato il laboratorio di robotica e poi di sistemi embedded, eccetera, eccetera, che ha affrontato la transizione tra l'utilizzo di algoritmi astratti, teorici, informatici e il loro uso nel mondo reale, dove i dati sono sporchi, non arrivano, ci sono problemi di bande di segnali, eccetera, eccetera. Quindi sono delle competenze estremamente richieste nel mondo industriale, prescindendo che uno sia un bioingegnere o sia un ingegnere informatico. Ovviamente questa laurea permette l'iscrizione all'albo degli ingegneri, quindi una libera professione, e pensavamo di abbiamo organizzato il corso con 2 curricula, uno che si occupa dell'acquisizione dei dati e quindi l'elaborazione dei segnali e la trasformazione dei segnali in dati e quindi l'analisi di questi dati, e un altro invece che si occupa dello sviluppo di dispositivi fino ad arrivare alla progettazione dei robot. Quindi 2 settori che sono complementari, non possono vivere uno senza l'altro, ma ovviamente uno si specializza nell'elaborazione, delle immagini medicali, e nell'altro invece nell'acquisizione, nello sviluppo di sistemi che acquisiscono quelle immagini medicali. Prospettive di lavoro? Tantissime. Il corso di laurea nasce in collaborazione con circa 50 aziende del territorio che formano l'advisory board e che definiscono, ci aiutano a definire i contenuti dei corsi, e soprattutto che forniranno esperienze di tirocinio, forniranno degli argomenti di tesi, in modo che gli studenti possano dico essere assunti ancora prima di laurearsi, ma comunque di avere un contatto estremamente reale, estremamente articolato con il mondo produttivo. Tenete presente che appunto la laurea si basa fornita e basata su 3 università che poggiano su delle realtà biomedicali estremamente importanti. Nella zona di Mirandola c'è il polo di biotecnologie di Mirandola, che, se non lo sapete, è il produttore del circa l'88% di tutti i dispositivi, della meccanica di tutti i dispositivi medicali al mondo. Quindi è una cosa incredibile. Ci sono certe eccellenze, ad esempio nel caso di materiali biocompatibili, nel caso dei dispositivi per la dialisi, eccetera, quindi eccellenza mondiale. Nella zona di Trento, di Rovereto, ci sono tantissime aziende per la sensoristica biomedicale, c'è la più grossa azienda di software informatica medicale d'Italia, sono tantissime aziende, e nel Veneto, Verona e fin verso giù a Padova, sono tantissime aziende che si occupano dello sviluppo di sistemi medicali per la terapia, per la chirurgia, e anche qui abbiamo grossi contatti anche a livello regionale per poter favorire questo. Quello che ci chiedono sempre le aziende è indicargli delle persone valide, quindi diciamo che sbocchi di lavoro non ci sarà nessun problema a trovarli. Se invece uno vuole continuare con una laurea magistrale, ovviamente la laurea magistrale in bioingegneria ci sarà, non c'è ancora, la progetteremo quest'anno, in modo che fra 2 anni, quando avrete finito, 3 anni, quando avrete finito, sarà già disponibile, e probabilmente ci saranno 3 lauree, o 2 o 3 lauree, dipende dalle risorse che avremo a disposizione, una a Modena, una a Verona e una a Trento, ognuno ovviamente focalizzata su aree diverse. E ovviamente, se poi volete continuare con altre lauree magistrali, ci saranno dei debiti, ma ovviamente questa laurea vi permette di accedere a tutto il grande mondo dell'ingegneria, che, come ben sapete, è in grossa sofferenza in questi anni proprio per mancanza di personale.
Allora, adesso la mia presentazione, ovviamente non posso giovarmi dei contributi dei giovani colleghi vostri, che ovviamente non ci sono, ma quindi faccio vedere tutta una serie di filmatini per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, questo è un robot chirurgico, che è il cavallo di battaglia della chirurgia. Questa è una versione un po' vecchiotta, ma tanto per dirvi di cosa stiamo parlando. Qui a Verona abbiamo una di queste macchine sperimentali per poter fare esperimenti in laboratorio. Vedete, c'è un'interfaccia uomo-macchina, c'è un dispositivo che è a bordo del letto del paziente, e questo dispositivo muove degli strumenti chirurgici, questi oggetti lunghi che vedete qui. Ecco, questo è lo strumento chirurgico, è articolato, quindi a tutti gli effetti questo è un polso di un robot, e permette di offrire al chirurgo la destrezza manuale che avrebbe se stesse facendo un intervento manuale. Poi la macchina, ecco, vedete, gli strumenti vengono mossi con questi manipoli, e il chirurgo ha la stessa percezione, anzi migliora la percezione, perché qui c'è un ingrandimento, e la stessa destrezza manuale che avrebbe se stesse eseguendo l'intervento manualmente. Questo è l'ultimo modello, a Verona ce ne sono un paio di questi robot. Sono una macchina molto molto costosa, e che quindi non tutti gli ospedali si possono permettere, ma è lo stato dell'arte per certi interventi di chirurgia. Purtroppo però questa macchina, come vi dicevo prima, ci sono queste isole di tecnologia all'interno dell'ospedale, e il passaggio dell'informazione tra un'isola e l'altra a volte viene fatto in maniera molto primitiva, quindi come in questo caso attaccando delle fotografie alla console del robot. Quindi il discorso di avere un sistema informativo avanzato è una necessità proprio all'interno di un ospedale stesso. Questo è un filmato molto lungo di cui farò vedere soltanto alcuni aspetti, perché c'entra molto poco con tutto il resto, ma vi volevo far vedere. Ecco, questo è un sistema di riabilitazione o addestramento al movimento per i pazienti che hanno avuto un trauma spinale. Forse non lo sapete, ma il movimento degli arti non dipende soltanto dai comandi del cervello, ma dipende anche dai comandi nervosi che vengono generati dal midollo spinale e dal sistema nervoso periferico. Questo sistema nervoso periferico, se stimolato in maniera opportuna, quindi la sensazione dei piedi sul pavimento, il movimento, eccetera, riesce a far muovere le gambe in maniera automatica senza l'intervento cognitivo del cervello. Quindi questo dispositivo serve proprio per riabituare i pazienti che hanno avuto un trauma spinale a muoversi in maniera semi-autonoma. Insomma, ovviamente non possono andare a correre, ma ecco, si riescono a muovere. Questo invece è un esoscheletro portatile, però permettere appunto a persone che non hanno il controllo dell'uso delle gambe di potersi muovere in maniera, come vedete qui, quasi autonoma. Uno di questi dispositivi lo stiamo facendo anche qui a Verona, stiamo facendo anche, si chiamano esoscheletri questi dispositivi, stiamo facendo anche uno per gli arti superiori per poter permettere una destrezza manuale migliore. Ecco qua, questo è quello che vi dicevo prima, una macchina per la diagnosi. Come vi dicevo, le aziende leader mondiali di questi dispositivi sono nella zona di Mirandola, e quindi hanno necessità incredibile di persone che possano affrontare le problematiche. Problematiche sono diverse, perché ad esempio un dispositivo medicale deve essere soggetto a una certificazione, un processo regolatorio molto lungo e molto dispendioso, e solo entrare nella comprensione di tutti i passi, di tutti i test, di tutte le verifiche che devono essere fatte per poter immettere sul mercato uno di questi dispositivi richiede delle conoscenze, delle competenze estremamente avanzate. Quindi già questa è un'altra professione di cui probabilmente non avete mai sentito parlare, ma estremamente importante. Quello che vi dicevo, scusate, qui metà slide in inglese, ma quello che vorremmo riuscire a fare è quello di portare il modello di integrazione industriale all'interno dell'ospedale.
Avrete sicuramente sentito parlare di Industria 4.0, le aziende stanno investendo per aggiornare i macchinari, per poter essere al passo con la competizione all'estero. Nel mondo sanitario questa cosa non esiste. Non esiste perché non ci sono stati fatti degli standard, non è chiaro come costruire questa integrazione, e quindi questo è uno sforzo che vorremmo fare. Infatti saranno i corsi di reti, anche di programmazione, che vorremmo dedicarli proprio ad affrontare questi problemi, entrare in quest'ottica di integrazione, quindi affrontare i problemi degli standard, affrontare i problemi della interconnessione e comunicabilità dei dati. Una macchina genera dati in un formato, l'altra li aspetta nel formato diverso. Ecco, cercare di lavorare proprio su questa, cercare di rendere omogeneo il mondo informatico all'interno di un ospedale e al di fuori dell'ospedale. Infatti vorremmo che la cura potesse iniziare ovviamente all'ospedale, ma che poi potesse trasferirsi tranquillamente, senza problemi, con lo stesso livello di cura e di assistenza nell'abitazione del paziente. E quindi qui immaginatevi, ci dovranno essere dei collegamenti, ci dovrà essere una rete che dovrà essere protetta, ci dovranno essere i problemi di sicurezza, e sia per non perdere dati, ma anche per poter evitare che queste reti vengano attaccate dagli hacker. Quindi un mondo che si collega col mondo informatico e il mondo medicale. Una persona è a casa, succede qualcosa. Qual è la risposta? Adesso attualmente ci sono dei centri di assistenza, il malato o i familiari devono prendere il telefono, chiamare, spiegare cosa sta succedendo, e se la spiegazione è chiara il personale medico riesce a intervenire in tempo breve. Ci saranno degli assistenti invece di intelligenza artificiale, è già stato menzionato nelle conversazioni precedenti, ma l'utilizzo di algoritmi di riconoscimento, di ragionamento artificiale saranno fondamentali non tanto per sostituire il personale medico, ma per fornire loro assistenza, fornire loro opzioni, capire quello che sta succedendo. Quindi andiamo avanti, e poi ovviamente la persona al centro. Ovviamente dobbiamo pensare, ma questo è un esempio, quello che vedete sulla destra, di un bel progetto fatto all'MIT sui dubbi etici, sulle risposte etiche che dovrebbe rispondere un dispositivo autonomo. Qui è una macchina a guida autonoma che deve decidere se andare avanti e ovviamente non può frenare, i freni rotti, se andare avanti e investire queste 3 persone, oppure evitare le persone, salvarle, ma andare a sbattere contro un ostacolo e quindi potenzialmente uccidere i 3 passeggeri. Ecco, questi sono i dubbi etici che le macchine intelligenti dovranno affrontare, e quindi ci sarà un corso di etica proprio per cercare di capire quali sono questi dubbi che un sistema medicale deve fare, cioè deve curare un paziente. Qual è la strada migliore? Non c'è un giusto o un sbagliato, è sempre una questione di compromessi, è sempre una questione di equilibri, e qual è la scelta che va fatta. Quindi dobbiamo capire come programmare. Ovviamente le macchine non hanno ancora, per fortuna, autonomia decisionale, fanno quello per cui vengono programmate, quindi rispecchiano l'etica dei programmatori, rispecchiano i valori morali, rispecchiano le caratteristiche economiche e razziali, se volete, dei programmatori. E quindi dobbiamo istruire i nostri programmatori, istruire voi futuri ingegneri a fare delle scelte, a fare delle programmazioni che siano consapevoli delle conseguenze che avranno. Allora, i 2 curricula, il primo è di sistemi intelligenti e robotici, qui adesso vado molto più rapidamente. Di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando fondamentalmente di dispositivi che sono in grado di agire sull'ambiente, quindi tramite dei sensori, dei motori e tramite degli algoritmi di controllo. Questo di solito si chiama un robot, ma può anche non avere la forma di un robot, è un dispositivo intelligente, da un'automobile a una macchina da cucire, hanno tutti questa forma, ma possiamo aggiungere anche tutta una serie di livelli di ragionamento, e quello che si chiama qui intelligenza artificiale. La differenza rispetto all'intelligenza artificiale della robotica è che un sistema di intelligenza artificiale in un computer, se dà fastidio si spegne il computer. In un robot invece il robot ti rincorre, e quindi bisogna stare un pochino più attenti per quando si parla di intelligenza artificiale
con un corpo, in inglese si dice embodied AI, incorporata, intelligenza artificiale incorporata. E quindi ci sono tanti altri aspetti di sicurezza, di verifica, eccetera, che quando si parla di sistemi fisici devono essere presi in considerazione. Questo è tanto per darvi un esempio di cosa vuol dire un sistema intelligente che fa un piccolo intervento chirurgico, l'inserimento di un ago. Abbiamo progettato un robot, vedete qui un sensore, una sonda ecografica che si avvicina, questa sonda ecografica riconosce il bersaglio di una biopsia, qui vedete un robot che posiziona l'ago per la biopsia, questa specie di tronco di cilindro è il nostro paziente, all'interno c'è un modello di un rene e il robot inserisce l'ago e riconosce se l'ago è inserito nel punto giusto, quindi riconosce che l'intervento ha avuto buon fine oppure no. Ovviamente ci possono essere dei problemi e quindi a questo punto viene richiamato il chirurgo che prende il controllo manualmente dell'intervento e quindi muove il joystick utilizzando questo tipo di interfaccia, che è un'interfaccia aptica, quindi in grado di trasferire le sensazioni di contatto che il robot misura nel contatto col paziente. Quindi una grossa parte del lavoro che facciamo è quella dell'interfaccia uomo-macchina, che non è soltanto visualizzare un qualcosa sullo schermo, ma proprio un contatto fisico come in questo qui. L'altro curriculum del corso di laurea è quella di analisi dei dati dell'intelligenza artificiale. Abbiamo un grosso gruppo che si occupa di elaborazione dell'immagine del cervello, ma anche tante persone, diciamo, un gruppo virtuale che si occupa proprio di realtà virtuale, simulazione, realtà aumentata, soprattutto nel campo biomedicale. È molto interessante, molto bello, ma anche molto difficile riuscire a presentare tutte le informazioni di un paziente insieme al paziente. Cioè, uno vede il paziente, ma vede anche le radiografie, le risonanze, le ecografie, eccetera, eccetera. E siamo ancora allo stato siamo ancora al di fuori dello stato dell'arte, perché non si riesce ancora a fare le cose con precisione, con l'accuratezza che serve poi per poter fare una diagnosi e un intervento. Possiamo analizzare anche i dati testuali, quindi capire dai manuali medici che cosa sta succedendo, questi sono altri tipi di dati, e soprattutto possiamo raccogliere i dati dal campo. In questo caso particolare stiamo parlando di un intervento chirurgico fatto con un robot chirurgico per capire cosa sta facendo il chirurgo, per verificare che non sia troppo stanco, per assicurarsi che stia seguendo la procedura corretta, per fornire informazioni se il chirurgo sta deviando dalla strada. Anche qui c'è una matematica molto complicata, quella dei sistemi ibridi. I sistemi ibridi sono quelli che hanno una parte continua e una parte discreta, che vanno trattate in maniera separata, ma che poi funzionano insieme. E ovviamente i dati li possiamo raccogliere usando simulatori, quindi una grossa parte è anche quella di sviluppo di simulatori che permettano, che siano abbastanza realistici per poter rappresentare ambienti. Abbiamo dei robot cooperativi per far vedere come le persone possono lavorare con un robot, e poi ovviamente interagiamo con i nostri colleghi dell'ospedale per poter raccogliere i dati durante interventi reali e quindi passiamo parecchie ore in sala operatoria per capire cosa sta succedendo e come si comportano i chirurghi e come riusciamo a modellarli e ovviamente cercare di aiutarli nel modo migliore possibile. Questo è un piccolo esempio di un progetto che stiamo facendo su l'esecuzione automatica. Questo è un task di addestramento. Vedete, questa esecuzione è tutta fatta automaticamente dal robot. Il robot vede cosa sta succedendo, sa che deve spostare i cerchietti sui perni, riconosce dove sono i cerchietti, riconosce dove sono i perni, se qualcuno cade cambia la programmazione, eccetera, e lo fa utilizzando delle regole logiche che sono facilmente comprensibili. Vedete qui, non è richiesta una grossa abilità logica per capire che move vuol dire sposta un pezzo da un'altra parte. Questo è un risultato che abbiamo ottenuto questo inverno
e siamo stati i primi al mondo a riuscire a fare questo tipo di esecuzione. La parte di simulazione è molto importante perché i dati che raccogliamo servono per le immagini, servono per fare la diagnosi, ma servono anche per simulare quello che è l'ambiente anatomico, per poter capire quali saranno le conseguenze dell'interazione con un organo, di capire come si sposta questo organo, di capire quali sono le proprietà biomeccaniche di quell'organo, quindi per capire a fondo quella che è l'anatomia del paziente. E poi qui altre cose che facciamo, e qui come vedete un piccolo esempio di questo risultato, e anche questo è stato fatto con algoritmi di intelligenza artificiale uniti a algoritmi di simulazione. Il sistema apprende in simulazione la sequenza delle azioni che deve fare. Ricordatevi che quando sentite parlare di intelligenza artificiale di solito si parla di sistemi che autoapprendono, e finché si tratta di autoapprendere in un sistema informatico, i dati e fotografie dei cagnetti e dei topolini ce ne sono tantissime. Se invece dobbiamo far muovere un robot, il robot purtroppo si rompe, e quindi non si può fare un apprendimento come diciamo viene insegnato, fra virgolette, nel mondo dell'informatica. Bisogna stare attenti, bisogna fare apprendimenti particolari utilizzando ad esempio simulazioni, ma le simulazioni devono essere corrette, e quindi si rientra nel campo del calcolo numerico, nel campo della simulazione di elementi finiti, della meccanica, e quindi si entra nelle specificità dei corsi che verranno offerti in questo. Vabbè, questo lo salto perché è un po' tanto per darvi, faccio vedere soltanto, anche qui stiamo facendo degli esperimenti di movimentazione di perni in una basetta per capire se le sensazioni tattili che diamo al chirurgo che sta eseguendo questi movimenti sono utili oppure no. Vedete, siamo ancora agli inizi, per il robot si sta muovendo in maniera molto poco precisa, ma insomma stiamo provandoci. Le cose importanti, i corsi. Allora, il primo anno è il classico primo anno, il primo e secondo anno sono i classici primi anni, il primo biennio di ingegneria. Questo è un corso di ingegneria dei sistemi medicali, quindi vi trovate 12 crediti di anatomia e di fisiologia, insegnati uno da docenti di Verona, l'altro dai docenti di Modena e Reggio. Avrete dei corsi di programmazione, avete dei corsi di architettura e classici di analisi fisica e di algebra e geometria. Sarà importante anche la parte di geometria, perché una visualizzazione grafica geometrica della formulazione dei problemi secondo me è fondamentale. Quindi ovviamente uno segue questi corsi e si dimentica cosa sta facendo, si dimentica che si è iscritto una laurea in sistemi medicali, quindi periodicamente, sarà una volta o due al mese, sarà quello che vedremo, ci saranno seminari, ci saranno lezioni, presentazioni di aziende, di medici, di colleghi di altre università, che faranno tornare nel contesto, vi spiegheranno dove state andando e perché state studiando queste cose. Il secondo anno, anche questo, classico del biennio di ingegneria, c'è analisi 2, fisica 2, che abbiamo chiamato elettromagnetismo e ottica, però qui vedete analisi 2 sono 12 crediti, perché questi metodi matematici li estenderemo un po' a analisi 3, che vi è stato detto dai colleghi di matematica, dove analisi 3 in realtà sono la teoria delle trasformate, che è essenziale per una comprensione ingegneristica dei problemi, e anche qualcosa di meccanica razionale, un'infarinatura, però anche quello sarà la continuazione logica di fisica 1. E poi ovviamente elettrotecnica e un'elettronica analogica e digitale. Vedete, sono 12 crediti, quindi sono fondamentalmente due moduli che vi daranno una bella infarinatura sui concetti di elettrotecnica e della realizzazione dei circuiti. Poi cominciamo le cose un po' più applicative, diciamo, lavorazione dei segnali e dei sistemi e dei segnali. Quindi cosa sono i segnali, come vengono elaborati, analisi di Fourier, come studiamo i sistemi, stabilità, non stabilità, eccetera, eccetera. E poi dopo cominciano a essere i corsi facoltativi, e
al secondo anno ci sarà anche la possibilità di cominciare a scegliere il tirocinio per poter poi farlo sviluppare in una tesi di laurea. La tesi di laurea è al terzo anno, ovviamente, e sarà fatta in collaborazione con una delle aziende, e il terzo anno ci sarà la scelta, diciamo, del profilo sui dispositivi o sui segnali, e questi corsi avranno questi due profili avranno dei corsi caratterizzanti che vi permetteranno di perfezionarvi in queste aree. Ci sono 3 corsi, non sono tantissimi, ma purtroppo avevamo poca scelta, 2 corsi a scelta al terzo anno e un corso a scelta 2 moduli, insomma, quindi un corso da 6 crediti a scelta al secondo anno, che vanno scelti tra questo gruppo di esami. Qui ci sono gli insegnamenti di tipo ingegneristico informatico, e questa prossima slide invece parla dei dispositivi, dei corsi che sono disponibili per l'ambito medico. E anche qui vedete che li abbiamo divisi su quelle che sono l'analisi dei dati e quella che è invece la parte dei dispositivi, quindi sarà tutta radiologia e fisiologia, eccetera, neurologia, cardiologia, che sono più sull'analisi dei dati, e dopo invece tutta la parte di chirurgia, di ortopedia, eccetera, che invece è più sulla parte dei dispositivi. Sono corsi comuni come fisiologia integrativa e statistica medica, che sono corsi di base che interessano molto, e ad esempio anche movimento e salute, che è un corso che diciamo, si rivolge alla prevenzione, soprattutto per noi anziani. Come ci siamo messi con le aziende? Beh, come vi ho detto, è un matrimonio fatto in cielo, perché una volta che abbiamo proposto questo corso di laurea alle aziende, c'è stata la sfida delle aziende che hanno voluto lavorare con noi. Per decidere i corsi, per decidere il taglio da dare, abbiamo mandato dei questionari alle aziende, hanno risposto l'85% delle aziende che abbiamo interpellato, e tutte hanno, come vedete, una tipologia di aziende, quasi tutte aziende, e il 21% sono presidi sanitari, quindi ospedali, cliniche, eccetera, eccetera. Hanno tutti degli ingegneri, dei bioingegneri, degli ingegneri informatici, degli ingegneri medicali al loro interno, e vedono nel futuro queste aree, quindi la telemedicina, e quindi l'estensione dell'ospedale al territorio, teleassistenza, teleabilitazione, intelligenza artificiale e robotica, pensano che siano caratteristiche dei loro prodotti o richieste del loro livello di assistenza fondamentale, e poi ovviamente anche le tecnologie più piccole, se volete, dei dispositivi impiantabili, dei sensori, dei materiali, eccetera. Siamo più a livello, queste ultime 4 sono più a livello di una bioingegneria tradizionale. E con questo ho finito, e spero di non aver portato via troppo tempo, insomma, manca quasi l'una, e ovviamente sono a disposizione per tutte le domande che volete farmi. Grazie mille, professor Fiorini. Le pongo già una domanda che è pervenuta, a cui ho risposto parzialmente. Uno spettatore o una spettatrice chiede: dove c'è scritto Verona, Modena, Reggio e Trento vicino agli insegnamenti della tabella che hai mostrato prima? È la sede dove si terranno le lezioni di quell'esame? No, è il docente che terrà quel corso. La sede dei corsi sarà Verona. L'unico dubbio che abbiamo ancora è sui laboratori, perché ovviamente non abbiamo a Verona un laboratorio di scienza dei materiali, non abbiamo a Verona un laboratorio di meccanica applicata, e quindi quelli cercheremo di farli, o di organizzare dei pullman che vanno in laboratorio, o di organizzare altre forme, ma quelle saranno le uniche cose che saranno fatte nelle sedi delle altre università. Tutta la didattica sarà fatta a Verona. Perfetto, quindi fondamentalmente gli studenti possono trasferirsi a Verona per venire in università, per fare ingegneria. Benissimo. Certamente. Vediamo se pervengono altre domande nel nostro box, domande e risposte. Devo dire, un'interessantissima presentazione, grazie. Insomma, quello che si dice in inglese, una wish list, quello che vorremmo che ci fosse, e poi vedremo la realtà com'è, insomma. Comunque le prospettive sono molto buone. Sì, davvero ben organizzata, molto, molto bella, molto interessante, sicuramente una cosa che a Verona mancava un po', quindi risponde magari anche ad altre esigenze, come diceva lei, anche per altre lauree in ingegneria con qualche piccolo debito recuperabile. Certo. Quindi sicuramente
una grande opportunità per i nostri futuri studenti. Allora, non ho mai fatto informatica, anche se è un nuovo corso, ci sono UniVR studenti di altri dipartimenti per aiuti. Allora, qui io rimanderei all'ufficio orientamento e magari rispondiamo per iscritto un po' diciamo, in aiuto con i nostri altri tutor. Per quanto riguarda invece i tirocini, chiede Andrea come saranno strutturati. Beh, e quella è una bellissima domanda, perché i tirocini sono un po' in tutte le università un punto un po' dolente, nel senso che diciamo che a volte c'è poco controllo, per cui uno studente va in un'azienda e non si sa bene cosa l'azienda gli propone di fare. Noi qui invece faremo una cosa molto ben strutturata, almeno quella è l'idea, e all'inizio di ogni anno avremo la disponibilità dei tirocini da parte delle aziende e gli studenti verranno distribuiti sulla base delle esigenze dei loro interessi su dei tirocini focalizzati su dei progetti. Ci sarà un tutor, ci dovrebbe essere comunque un tutor accademico che segue il tirocinio, ma in questo caso sarà una cosa molto seria e il tirocinio sarà parte della formazione dello studente, proprio la formazione professionale, non soltanto i famosi crediti F, capacità di interazione e di dialogo con le persone, no, saranno tirocini professionalizzanti organizzati con le aziende. Quindi diciamo che questa è una delle caratteristiche molto forti di questo corso e si spera che poi i tirocini confluiscano nella tesi e comunque in una conoscenza approfondita del mondo aziendale, o perlomeno di quell'azienda in cui lo studente va a fare il tirocinio. C'è un test d'ingresso per sistemi medicali della persona? No, non ci sono test d'ingresso, salvo i soliti dei saperi minimi. Esatto. Ricordo comunque per qualsiasi cosa che c'è sia per gli studenti, insomma, c'è sia il tutor dell'area di scienze di ingegneria che è Matteo per quanto riguarda l'orientamento, mentre per quanto riguarda insomma magari la didattica o per altri tipi di consigli c'è anche la nostra tutor per gli studenti di scienza e ingegneria che si chiama Luana, che ha uno sportello via Zoom il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13 e il link è stato messo proprio all'inizio della chat stamattina. Se volete ve lo ricopio, insomma ve lo rimetto di nuovo. Sì, magari, grazie Karin. Esatto, sì, mi sembra meglio. Mettiamo in chat nuovamente esatto. il link a quel servizio. Ora Matteo, appunto il tutor dell'orientamento, sta inviando le informazioni che i nostri tutor d'area appunto forniscono. L'ha messo direttamente in chat così è visibile. Ah no, scusami, è la tua. Sta rispondendo alla domanda. E con il servizio che l'ufficio orientamento attraverso i nostri tutor d'area fornisce. Perfetto. Poi ho visto che hanno chiesto quante ore massimo durano i corsi. Lì in realtà secondo me, che io sappia, dipende perché a ogni CFU vengono associate un numero di ore di lezione o di laboratorio e sono variabili a seconda della lezione del laboratorio. A livello complessivo. Non so se la domanda si riferisce più all'orario delle lezioni, cioè, non lo so, di fare 4 ore filate probabilmente di un tipo di insegnamento, piuttosto che la durata complessiva del monte ore di un determinato insegnamento. Non so se lei, professor Fiorini, dà un'interpretazione diversa a questa domanda. Più di 3 ore gli studenti muoiono, quindi non penso che si possa fare, dove per 3 ore vuol dire un periodo di 1 ora e un quarto, una pausa e poi un altro ora e un quarto, quindi se sono 2 ore di seguito complete, quello è il massimo che è tollerabile. Se si riesce a fare invece un intervallo un pochino più flessibile, allora si può arrivare fino a 3, ma non è pensabile di fare di più, quindi insomma faremo di più potrebbe essere sui laboratori,
ma in laboratorio è una cosa diversa, dove si ha un banco di lavoro, si sta facendo qualcosa, quindi lì può essere tutta una mezza giornata anche per ottimizzare i tempi, ma le lezioni dopo un paio d'ore si vede, soprattutto anche il discorso della presenza, non presenza, insomma, se gli studenti sono a tiro di voce, per cui si può svegliare un po' e magari si riesce a fare un po' di più. Se sono remoti via Zoom non c'è nessun feedback, quindi diventa un po', non dico tempo perso, ma insomma bisogna cercare di ottimizzare sia il rendimento dei docenti che l'attenzione degli studenti. Certamente. La sede dei corsi, la sede amministrativa è a Verona, come abbiamo detto, certo. esatto, e interateneo nel senso che partecipano anche docenti di altri atenei che tengono gli insegnamenti. Esatto. C'è un'altra domanda molto interessante, secondo me. Quello che mi spaventa un po' è la parte di applicazione in sala operatoria. Ha senso rinunciare a questa scelta per questo motivo? Ma guarda, io sono andato in sala operatoria ormai la prima volta un po' di anni fa ed ero su un'operazione su un maialetto e mi ha veramente colpito la bellezza dell'anatomia quella non umana, era di un maiale, ma come ben sapete il maiale è l'essere vivente più vicino all'uomo per tanti motivi, ma anche per quello anatomico. Ed è bellissimo vedere l'interno di un corpo, gli organi in ordine, tutti, fondamentalmente non dico che sia un miracolo, ma quasi. Per cui ecco, non lo vedo come un grosso problema. Oltretutto adesso gli interventi sono molto meno cruenti di quello che erano una volta, non ci sono spizzi di sangue, se sono interventi robotici fondamentalmente sembra quasi un videogioco dove il paziente è lontano e il chirurgo è davanti a una console che muove dei joystick, quindi è un mondo che sta cambiando molto e soprattutto grazie alle tecnologie che servono da paravento, da filtro diciamo alle queste scosse emotive diciamo. Quindi non lo vedrei come un grosso ostacolo. È chiaro che bisogna farci un po' di abitudine, ma si farà in maniera... E visite alle sale operatorie non è che siano previste nel triennio. Ecco, se uno studente farà un tirocinio all'ospedale, ecco, forse potrebbe anche darsi, ma lo vedo abbastanza difficile in questi primi 3 anni poter entrare in sala operatoria. Allora lascio ancora magari un paio di minuti per le domande dell'ultimo secondo e consiglio insomma a tutti gli spettatori che sono ancora collegati di approfittarne assolutamente, visto la disponibilità del professor Fiorini, ma eventualmente potete contattarlo, suppongo anche. Esatto, io non svanisco purtroppo in una nuvoletta, resto ancora in carne e ossa, spero ancora per molto tempo, e quindi il mio indirizzo è paolo.fiorini@univr.it e quindi lo trovate. Oltretutto io sono anche il referente per la ricerca dell'Ateneo e quindi se avete anche altre domande a livello più generale sono sempre a vostra disposizione. Tenete presente che è fondamentale, uno dice vabbè faccio la triennale, la ricerca è molto lontana, nel senso che gli studenti con le idee nuove sono quelli che contribuiscono a volte in maniera determinante a realizzare dei nuovi prodotti, delle nuove idee, delle nuove ricerche, quindi un'università insegna tanto meglio quanto la sua ricerca è migliore, insomma, quindi c'è un legame diretto proprio tra quello che facciamo professionalmente e quello che insegniamo ai nostri studenti. Poi c'è un'altra domanda relativa ai tirocini e ai laboratori, se inizieranno dal primo anno di corso. No, i laboratori del primo anno non ci sono, nel senso che ci saranno i laboratori di programmazione, però i laboratori di programmazione sono fatti a Verona e quindi questo abbiamo tutte le risorse, cerchiamo anzi di virtualizzare i laboratori, ma comunque ci sono anche laboratori fisici e quelli verranno fatti qui e ci saranno. E invece relativamente al tirocinio al terzo anno, suppongo.
Cominciano al secondo anno. Al secondo, già dal secondo e perfetto. terzo anno, il terzo diventa, Ce il tirocinio si trasforma in tesi per chi lo vorrà fare, Perfetto, ovviamente. quindi ce la Ecco, possiamo l'altra cosa interessante è che le tesi e i tirocini possono anche essere fatti nei laboratori universitari, quindi anche noi offriremo degli argomenti di tirocinio e ci sono vari gruppi qui a informatica che si occupano di applicazioni medicali, quindi anche quella è un'alternativa molto molto interessante. Esatto, sì, come dicevamo negli altri corsi, per esempio in bioinformatics o comunque per quanto riguarda le magistrali, so che appunto per medical bioinformatics o tutte quelle che sono in ambito medico, ovviamente ci sono delle applicazioni e anche dei contatti con altre aziende, quindi la possibilità di fare tirocinio, ecco, c'è anche da parte da parte dell'università. Lo studio all'estero c'è insomma, ovviamente la possibilità di fare l'Erasmus. Certo. Ecco, quello è relativo a tutti i corsi dell'area di scienza e ingegneria. C'è un regolamento per la mobilità internazionale che sta venendo aggiornato, quindi sarà disponibile e posso anche rimandare in realtà tutte le informazioni dell'Ufficio per la mobilità internazionale, dove troverete tutto quello che c'è da sapere relativamente a Erasmus e quant'altro, quindi periodi o di studio o di tirocinio all'estero. C'è la possibilità eventualmente di fare, se non mi sbaglio, professor Fiorini, anche la tesi all'estero in collaborazione con altri enti, insomma. Ovviamente negli ultimi 2 anni le cose sono state un po' difficili perché Certo, diciamo. tanti viaggi non erano permessi. Oppure, All'estero, ma in DAD. No, ma a parte sì, appunto noi abbiamo avuto degli studenti che sono arrivati dall'America Latina e sono passati 2 mesi chiusi in appartamento, poveretti, perché non potevano venire. Quindi ecco, questa è un'opportunità che non è molto sfruttata dai nostri studenti, quindi può creare un attimo di difficoltà perché ovviamente i corsi non saranno esattamente gli stessi, eccetera, però basta mettersi d'accordo con i docenti, basta ragionarci un attimo ed è un'opportunità da non perdere, perché un'apertura al mondo esterno è fondamentale e, insomma, tutti quelli che l'hanno fatto ritornano cambiati, diciamo, e quindi bisognerebbe che tutti la facessero, ecco. Perfetto, poi c'è una domanda relativamente agli studenti stranieri. Allora, io penso che questa domanda è propria dell'ufficio admissions, dell'ufficio per gli stranieri, e mi pare che sia richiesta la prova di italiano, se non vado errata. Ad ogni modo, adesso rimando sicuramente ai link. Ho a portata di mano l'email Ottimo, che intanto benissimo. posso inviare allo studente. E per quanto riguarda l'alloggio, diciamo, sono state anticipate prima nella chat tutti i contatti relativi all'ESU, che è l'azienda che si occupa dei diritti allo studio fondamentalmente per gli studenti, quindi tutto ciò che riguarda la vita dello studente dalla A alla Z e comunque l'ufficio per gli studenti internazionali, che è Admissions, insomma, e l'aiuterà sicuramente comunque con tutte le informazioni di nuovo, ecco. Vediamo spero di aver risposto, ecco. Se ci sono altre domande, volentieri. Ancora una decina di persone collegate che, se hanno curiosità, box domanda e risposta. Comunque, ecco, a titolo informativo, ovviamente, come si diceva prima, questo webinar è registrato e sarà disponibile sulla pagina delle Open Weeks con anche le relative slide, ecco, per i docenti che hanno piacere a condividerli, ma suppongo tutti. Quindi tutte le informazioni sono di nuovo reperibili anche successivamente in differita. Potrete riguardare questo webinar
e con tutte le domande, insomma, che sono state poste, se non vi ricordate qualcosa. E ad ogni modo il nostro gentilissimo servizio di orientamento è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi tipo di domanda e a rimandarvi ai servizi o comunque agli uffici competenti. Una domanda molto tecnica per il professor Fiorini: quali sono le principali differenze nel piano di studi tra il percorso di studio di dispositivi e robot e segnali di dati? Allora, forse conviene tornare a condividere lo schermo. Esatto, allora torniamo qui un attimo e vediamo un po' quali erano, se riesco a farlo muovere questo, vediamo, andiamo in su, eccolo qua. Allora, sopra. Ecco, vedete che la differenza fondamentale è proprio in questo gruppetto di esami e poi dopo ovviamente negli esami a scelta. Quindi nella parte dei dispositivi abbiamo un po' più di, diciamo, ingegneria tradizionale, quindi abbiamo un corso di controlli automatici, che è questo, e un corso sull'integrazione, diciamo un corso di progettazione di robot medicali. Quindi c'è un corso di principi di robotica, che è quello, diciamo, generico sul... no, in realtà è questo è la progettazione di base di un robot e poi dopo l'applicazione del robot all'ambito medico. Mentre invece nel curriculum dei segnali abbiamo un discorso sulle tecniche di misura, un corso fatto sulle tecniche di misura e i metodi per la telemedicina. Quello che poi possono essere utilizzati come specializzazione sono ad esempio le reti dei sensori, l'ingegneria del software, la modellizzazione e l'analisi dei sistemi dei dati biologici. Quindi uno si può costruire, prescindendo, insomma, aumentando, diciamo, questo, i due corsi, sono due corsi, vedete, specifici. In realtà sono tre corsi specifici, quindi di telemedicina, acquisizione e analisi di immagini e metodi e tecniche di misura. Questo, vedete, acquisizione di immagini è un FISE, un argomento di fisica, quindi questo vi dà il background fisico su come vengono acquisiti i dati, mentre invece il corso del secondo anno, questa è l'introduzione all'esame all'analisi dei segnali, vi dà le basi su come viene fatta l'elaborazione dei segnali. Ovviamente c'è molto di più sull'elaborazione dei dati, ma quello sarà per una laurea magistrale. È lo stesso per i dispositivi. Abbiamo nel secondo anno sempre questa introduzione però dalla parte dei sistemi, quindi che cos'è un sistema dinamico e poi come ci assicuriamo che questo sistema dinamico non impazzisca, quindi con un controllo automatico, poi una progettazione di dispositivi e di robot per le applicazioni medicali e poi la robotica. Quindi, diciamo, c'è una differenziazione che può essere fatta fino a 5 esami, perché si possono aggiungere, oltre a questi 3, diciamo, già preselezionati, i corsi facoltativi. Quindi direi che, insomma, c'è una bella caratterizzazione di crediti e numero di esami. Ovviamente le domande successive sono state relative al momento della scelta. Bisogna scegliere l'indirizzo, il curriculum al momento dell'immatricolazione o comunque durante il primo anno? Assolutamente no, e per fortuna non siamo in un regime di scelte fisse, per cui se uno poi cambia idea, si accorge che il docente gli è antipatico, si accorge che la materia gli è ostica, eccetera, cambia e non succede nulla. Quindi siamo una massima libertà, la massima flessibilità, sempre però cercando di ottenere buoni risultati e di insegnare bene agli studenti, insomma, perché il risultato che deve esserci è una ottima professionalità che poi apre le porte a tutto. Ovviamente poi il cambio del curriculum necessita di una procedura burocratica che si farà con l'Ufficio delle Carriere di Scienze. Vi lascio comunque l'email di carriere.scienze, che gestisce fondamentalmente tutto quello che riguarda la carriera universitaria del singolo studente, e a quella mail potete fare domande magari più specifiche o più anche a titolo informativo, legate proprio a eventuali cambi di curriculum e similari. Ecco, questo abbiamo risposto.
Quindi, se non ci sono altre domande, ridò ancora qualche secondo di tempo per gli ultimi pensieri. Ad ogni modo inizio comunque ringraziando il professor Fiorini per la sua eccellente presenza e le sue spiegazioni e il supporto da parte dell'ufficio orientamento, che come sempre è preziosissimo. E ringrazio a voi della didattica, ringrazio in particolare. Grazie, e ringrazio sicuramente tutti i partecipanti che hanno ascoltato, che hanno partecipato, che hanno posto domande molto interessanti e spero che siamo riusciti a risolvere qualche dubbio o comunque a indirizzarvi verso le persone competenti che possono aiutarvi nella vostra scelta universitaria, che è molto molto importante. Speriamo di vedervi tutti a Verona. Bene, io vedo che non ci sono altre domande, quindi direi che possiamo chiudere qua. Grazie ancora e grazie, buona giornata a tutti. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a voi, Grazie, buona giornata Matteo. a tutti allora. Arrivederci. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci.